mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È martedì 1 marzo, sono le 7.31. Vi ricordo come sempre il nostro sito radiolibertà.net. Potete partire da lì per esplorare in lungo e in largo e anche per decidere di sostenere come sempre la nostra radio nelle modalità che sono, credo, ormai consuete, ma facili da trovare sul nostro sito, ma che, ripeto, è molto percorribile, molto facilmente percorribile, fin troppo forse dice qualcuno, ma questo è un altro discorso. Comunque radiolibertà.net. La prima pagina, la state vedendo adesso invece, dell'agenzia ANSA, si apre con la foto dall'alto del maxi convoglio russo che avanza verso Kiev. Le forze russe puntano verso Kiev in queste ore con un convoglio di mezzi militari lungo oltre 60 chilometri, scrive l'agenzia ANSA, mentre il governo ucraino denuncia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che Mosca commette crimini di guerra nel paese. L'analisi di Stefano Polli, il secondo titolo dell'ANSA sugli errori di Putin, la rinascita europea, e poi rientrati dalla Romania i primi 3 italiani. Creata una legione internazionale, annuncia nel frattempo il presidente ucraino Zelensky. Sono migliaia. Dalla Cina le sanzioni sono illegali, le sanzioni contro la Russia, fa sapere la Cina. Gli Stati Uniti inviano una brigata da Aviano alla Lettonia. La Finlandia prende una decisione storica di fornire armi all'Ucraina. Dall'Unione Europea le sanzioni in vigore contro altri 26 oligarchi russi. Poi il caso di Alisa e Polina, piccole vittime della guerra, frequentavano le elementari, sono morte in raid e spari russi. Gli aiuti militari, il piano dell'energia, il decreto del governo italiano, stato d'emergenza fino al 31 dicembre, possibili razionamenti del gas ancora non necessari. Su questi decide Cingolani e informa il Consiglio dei Ministri. 16.000 nuovi posti per accogliere rifugiati, 500.000 euro per il sostegno a studenti e docenti, scrive l'agenzia ANSA, ma andiamo subito a vedere le decisioni del Consiglio dei Ministri, che ha approvato all'unanimità un decreto legge che introduce misure urgenti in relazione agli sviluppi della crisi in Ucraina. L'invio in deroga di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari al governo ucraino potrà avvenire fino al 31 dicembre, ma previa risoluzione delle Camere, prevede la bozza del decreto. Saranno poi decreti del Ministero della Difesa, di concerto con Esteri e Ministero dell'Economia, a definire l'elenco degli aiuti militari. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di incrementare le misure di soccorso e assistenza alle persone che in maniera massiccia stanno cercando e cercheranno rifugio nell'Unione Europea. Per questo motivo ha deliberato la dichiarazione dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2022, rivolto ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, recita la nota approvata dal Consiglio dei Ministri all'unanimità. Per quanto concerne il piano energia dell'Italia, cosa ci racconta l'ANSA sintetizzando i provvedimenti del governo Draghi? Il nuovo decreto si occupa del livello di rischio imprevisto rispetto al funzionamento del sistema nazionale per il gas. Palazzo Chigi spiega che si autorizza, anche a scopo preventivo, di anticipare l'adozione di misure per aumentare l'offerta o ridurre la domanda di gas previste in casi di emergenza, un'eventualità che al momento non corrisponde a quella in cui si trova l'Italia. In più si rende immediatamente attuabile il razionamento del gas utilizzato dalle centrali elettriche nel settore termoelettrico. Il ministro Cingolani ha detto a suo
A suo turno sganciamoci dal gas russo con le rinnovabili con un'analisi degli stoccaggi interni. Sarà il ministro Cingolani ad adottare provvedimenti per aumentare le disponibilità di gas e ridurre i consumi di gas previsti dal piano, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza, scrive l'agenzia ANSA sintetizzando le decisioni del governo. Intanto, sempre scorrendo la prima pagina dell'ANSA in questo momento online, Draghi con G7, Unione Europea e NATO avanti in stretto coordinamento con le istituzioni internazionali. E sempre dal primo piano dell'ANSA, l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati parla di 4 milioni di rifugiati, fino a 4 milioni nei prossimi giorni. Abbiamo visto solo l'inizio. L'ambasciatore ucraino all'ONU ha letto quelli che ha spiegato essere i messaggi dallo smartphone di un soldato russo morto in guerra. Mamma è così difficile, recita uno dei messaggi. La Covid è scivolata in fondo alle priorità della giornata, 19.900 positivi, 207 vittime nelle ultime 24 ore, poi in Lombardia e Piemonte al via la somministrazione del nuovo vaccino Novavax. Sono partite stamani, dopo l'arrivo delle prime 174.000 dosi, sono partite ieri, le somministrazioni di Novavax in Lombardia, così sull'agenzia ANSA in primo piano. E poi c'è l'altra notizia, il via libera dell'Unione Europea alla prima rata dei 21 miliardi di PNRR per l'Italia, che avrebbe raggiunto 51 obiettivi. Ora serve l'ok dal Comitato Economico Finanziario perché l'esborso avvenga. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha detto che l'Italia ha fatto buoni progressi. Mentre la guerra colpisce il grano, aumentano pane e pasta, sempre per quanto concerne l'Italia. Così l'agenzia ANSA in primo piano, ma andiamo a vedere velocemente anche la prima pagina di ADN Kronos, come al solito, la scorriamo rapidamente tra i titoli. Oltre al convoglio russo di 60 km verso Kiev, che apre fotograficamente parlando anche la prima pagina dell'ANSA di stamani, la parola del presidente dell'Ucraina Zelensky: dai negoziati fra Ucraina e Russia nessun risultato. Dopo il primo giro di colloqui, Mosca continuava a bombardare, ha detto il presidente ucraino, e cerca di fare pressioni. Il presidente Zelensky chiede la no-fly zone. E da Mosca dura risposta all'Unione Europea per il suo coinvolgimento nella vicenda ucraina, ha detto il Cremlino, che mette in guardia sulla fornitura di armi letali a Kiev. Scattano sanzioni dell'Unione Europea per altri 26 oligarchi russi e la Russia promette appunto una dura risposta ai paesi europei. In primo piano anche sull'agenzia ADN Kronos la mediazione di Abramovic, il magnate russo, per assistere ai negoziati in Bielorussia, e poi gli Stati Uniti e gli americani via dalla Russia immediatamente, ai cittadini americani che stanno in Russia. Questo per quanto riguarda anche l'agenzia ADN Kronos, ma andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come di consueto partiamo dal Corriere della Sera, si tratta sotto le bombe. L'incontro Kiev-Mosca, ma Putin detta le condizioni. Pesanti effetti sull'economia russa per le sanzioni, nuovi raid sulla capitale, Kiev. La foto di prima pagina del Corriere della Sera è la foto di una bambina, la strage dei bambini, un sorriso tra i capelli viola. Polina, ucraina, aveva solo 8 anni, l'hanno falciata alle raffiche dei fucili d'assalto delle forze speciali russe a Kiev. Già 16 i bambini uccisi dalla guerra, scrive il Corriere in prima pagina a commento di questa foto di questa bimba che non c'è più, di 8 anni. Polina, ucraina. Dal governo il sì all'invio di armi, crolla il rublo, le borse tengono, scrive ancora il Corriere della Sera. L'intervista al diplomatico Richard Haas: Vladimir Putin agisce da solo, se scegliesse l'escalation non avrebbe ostacoli, nessuno sfida la sua autorità in Russia. La questione energetica per l'Italia, l'amministratore dell'Enel Starace: l'Italia può farcela, ma servono 3 scelte: ridurre il gas per alimentare le centrali, diversificare, migliorare le tecnologie. Chiudono la prima pagina del Corriere della Sera il pezzo del professore Ernesto Galli della Loggia sul coraggio dell'Ucraina, quella cosa di origine la più varia che si manifesta quando meno te l'aspetti.
Il coraggio. Sta nel coraggio, scrive il professor Galli della Loggia, la vera lezione, la più preziosa che l'Ucraina oggi dà al mondo. Non è solo l'impavida fermezza del presidente Zelensky, è il coraggio di chi, senza aver mai imbracciato un fucile, va ad arruolarsi sapendo di fare un passo forse verso la morte. È il coraggio dei ragazzi e delle ragazze che nei parchi cittadini preparano molotov con cui qualcuno di loro correrà domani incontro a un carro armato. Il coraggio delle madri che da sole si rifugiano oltre confine cariche di figli. Orso mangia orso invece è il titolo del caffè di Massimo Gramellini. Non è il popolo che rovescerà Putin, sono gli altri orsi, cioè gli oligarchi, i potenti, che hanno già perso 100 miliardi in una settimana e qualcuno di loro comincia ad agitarsi e a rivelarsi meno putiniano di certi politici italiani. La storia insegna, scrive Gramellini, che a pensionare un potente non è mai la povera gente che lo subisce, ma gli altri potenti e spesso gli stessi che lui ha beneficato. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, le sfogliamo rapidamente le pagine interne. In primo piano ci sono i colloqui Mosca-Kiev che però non fermano le armi. Le richieste russe in sintesi, Ucraina neutrale e Crimea, ma si continuerà a trattare. Le delegazioni delle due parti sono composte da seconde linee, non ci sono i presidenti, tanto per essere chiari, Putin e Zelensky. Si incontrano in Bielorussia, il Cremlino vuole la smilitarizzazione, ma sulle città riprendono a cadere le bombe. Zelensky, il presidente ucraino, torna a chiedere l'adesione immediata all'Unione Europea. 3 round tra caffè e telefonate che diventano un infinito rinfacciarsi di accuse e di torti, mentre un produttore ucraino ha chiamato a mediare Abramovich. Eccomi, dice Roman Abramovich, ex governatore russo, magnate dell'acciaio, proprietario del Chelsea, squadra di calcio britannica, patrimonio di 13 miliardi di dollari. Un articolo di Fabrizio Dragosei su Putin che tratta ma poi attacca. L'Occidente è l'impero delle bugie, dice il capo del Cremlino, che detta le proprie condizioni, vuole denazificare l'Ucraina, poi telefona a Macron, ma i resoconti della telefonata da Mosca e Parigi sono opposti. Voglio una Ucraina smilitarizzata, neutrale, denazificata, le richieste di Putin. Chiedo il riconoscimento internazionale della Crimea come territorio russo, dice il presidente appunto della Federazione Russa. Morti a Kharkiv, la capitale aspetta l'ultimo assalto, racconta da Kiev Lorenzo Cremonesi, in viaggio da Leopoli a Kiev. Strade bloccate, una colonna di carri russi lunga 60 km, pioggia di fuoco sulla seconda città del paese. Zelensky accusa Mosca di crimini di guerra. E poi c'è un pezzo dell'inviato a Mariupol del Corriere Andrea Nicastro su una figura storica che molti conoscono, tutti conoscono, Stakhanov, la propaganda russa dalla città di Stakhanov, l'eroe sovietico, fake. Nel Donbass una radio trasmette falsità e incolpa gli ucraini di azioni criminali. La sede si trova nel luogo dove è nato uno dei miti di Putin, ma la vera storia di Stakhanov non è così illustre. Alexei Stakhanov era un minatore del Donbass, la regione che Putin reclama come russa all'Ucraina. Nell'Unione Sovietica di Stalin, Stakhanov era Zaboishk, un martellista. Dopo un'ora di lavoro col martello pneumatico, puntellava la galleria e ricominciava. Produzione giornaliera di carbone, 7 tonnellate. Stakhanov ebbe l'idea di procedere senza pause e affidare a 2 assistenti il sostegno del tunnel. Record, 102 tonnellate il mese dopo. 227 di prodotto. Da qui appunto lo Stakhanovista. È nato proprio a Mariupol, nel territorio controllato dalla Repubblica Ribelle di Lugansk, a pochi chilometri appunto, a molti chilometri da Mariupol, o per la verità comunque a un centinaio di chilometri da Mariupol, in una cittadina che si chiama Kadievka, ma che tutti chiamano Stakhanov in onore del suo cittadino più illustre. È nato appunto questo mito, il minatore che divenne poi caporeparto, ingegnere, direttore, sottosegretario ministeriale, deputato al Soviet Supremo. Stakhanov morì quando Putin aveva 25 anni. Come può Putin permettere che il Donbass, culla del suo mito di gioventù, non sia russo? Nella più grande tragedia del XX secolo, come Putin chiama il crollo dell'Unione Sovietica, è caduto anche il mitico Stakhanov. Con la desecretazione però dei documenti della Perestroika si scoprì che le imprese di Stakhanov erano gonfiate. L'uomo modello si rovinò di vodka e di risse, sposò una 14enne invecchiata di 2 anni per ordine superiore e alla scrivania non valeva nulla.
Non si chiamava neppure Alexei ma Andriei, ma siccome la Pravda non sbaglia, sentenziò Stalin, gli cambiarono il nome. Insomma, un gigantesco fake. Forse Putin non ha avuto tempo di capirlo, come non ha capito che l'Ucraina non è più Russia e che a Bernyansk, 80 km da Mariupol, una volta conquistata dai Marines russi, la città sarebbe scesa in piazza con le braccia alzate, cantando Bernyansk è Ucraina, Bernyansk è Ucraina. Così racconta l'inviato del Corriere della Sera. In primo piano poi sul Corriere della Sera, da Polina a Sofia, volti e storie di una tragedia. Le vittime civili che sta facendo questa guerra. Siamo a un passo dall'atomica, ricorda Paolo Valentino, e poi per gli Stati Uniti Biden fa cadere la minaccia nucleare e cerca nuovi alleati alle Nazioni Unite. Washington non cambia il livello di prontezza operativa della difesa atomica, ma dice no a Zelensky sulla no-fly zone, il nodo di come far arrivare gli aiuti militari a Kiev. Ma parleremo anche degli Stati Uniti con un grande esperto di Stati Uniti, con Stefano Graziosi, che leggete su Panorama e sulla Verità tra le altre cose, analista e giornalista di politica estera, esperto appunto di Stati Uniti d'America, sui quali ha scritto 2 libri. Intanto crolla il rublo, tengono le borse mondiali, scrive ancora il Corriere della Sera, corrono tutte le materie prime, si teme la stagflazione, cioè la stagnazione economica accompagnata però da inflazione. A Bruxelles si discute un'ulteriore stretta contro le banche, le società russe quotate a Londra precipitano, cali fino all'80%. Sul tavolo dell'Unione Europea l'adesione dell'Ucraina, nuove sanzioni e ritiro dei soldati russi. E sempre dal Corriere della Sera, l'Italia invierà a Kiev aiuti e armi, partiti agitati, ma c'è il sì a Mario Draghi. Una missione di Di Maio ad Algeri con Leni, ministro degli esteri, e altri incontri in programma per costruire nuove partnership sull'energia. Dopodiché Marco Cremonesi, a pagina 17 del Corriere della Sera, intervista il vice segretario della Lega e responsabile esteri del partito, Lorenzo Fontana. Il Corriere riassume così: noi leghisti amici della Russia, dopo un'aggressione così le cose cambiano. Ora diamo il segnale di un paese unito. Sono allibito. Vladimir Putin è stato sempre un tattico molto acuto, però l'aggressione all'Ucraina è per me incomprensibile e pericolosissima. Così Lorenzo Fontana, già ministro nel primo governo Conte, vice segretario leghista responsabile esteri della Lega, che è sempre stata buona amica della Russia, scrive il Corriere della Sera. Domanda Cremonesi: il rischio di un'aggressività russa era così imprevedibile? Risponde Fontana: la Lega ha cercato di tenere rapporti normali, non siamo mai stati soli, Francia e Germania hanno sempre intrattenuto rapporti con la Russia, circa il 30% del gas europeo viene da lì. L'ex cancelliere tedesco socialdemocratico Schröder è stato tra gli artefici del gasdotto Nord Stream, non certo la Lega. È chiaro che dopo un'aggressione di questo tipo le cose cambiano. Un fatto del genere mette in pericolo la sicurezza dell'Europa. Un atto di questo tipo crea un danno immenso anche alla Russia. Non ho una spiegazione logica di quanto è accaduto, prosegue Fontana. Qualcuno accusa la Lega di ambiguità, ma non scherziamo, risponde Lorenzo Fontana. Del resto voteremo la mozione unitaria sia a Roma che a Bruxelles. Ho sentito le parole in Italia di leader politici che sembrano non temere una guerra con la Russia. Spero che non partano le reazioni condizionate delle tifoserie anche in un frangente così grave. Ne va di tante vite umane e ci farebbe entrare in gigantesche problematiche anche economiche. Sulla firma della mozione unitaria circolavano dubbi. Non mi risulta, risponde Fontana. Nel momento in cui paesi con posizioni peculiari come la Svezia, la Finlandia, la Svizzera fanno sentire con chiarezza la loro voce, è giustissimo dare il sostegno di un paese unito al governo come in Parlamento. L'obiettivo di tutti è indurre la Russia alla trattativa, evitare escalation. I danni comunque ci saranno, ci sarà un congelamento dei rapporti della Russia col resto del mondo, il che spingerà Mosca a un avvicinamento alla Cina. È l'esatto contrario di una situazione win-win, perché qui tutti perdono, sempre che non si arrivi a scenari ancora più pericolosi. Il riferimento alle atomiche è già stato evocato da Putin. Quanto all'alleanza strutturale Russia-Cina, è finito, commenta Lorenzo Fontana sul Corriere della Sera, il mondo che si era creato con la fine dell'Unione Sovietica, con il globalismo come futuro ineluttabile. Questo richiederebbe all'Italia di uscire dal torpore. Abbiamo appaltato alla NATO e all'Unione Europea parti importanti delle nostre relazioni internazionali. Ricordo che la Russia
non è soltanto in Ucraina, ma anche in Libia, dove peraltro gioca un ruolo importante anche la Turchia. Cosa dovremmo fare? Ripensare il nostro modello? Superato. Penso anche alla Cina. Si commercia, certo, ma se un giorno dovesse succedere qualcosa, dobbiamo trovarci a dipendere interamente, oltre che per l'energia, anche per chip che potenzialmente possono bloccare i nostri sistemi? Non sembra che lei pensi all'Europa come lo spazio in cui ripensare i nostri obiettivi, sottolinea l'intervistatore. Non sono io, risponde Fontana, che non lo penso. A livello geopolitico l'Unione Europea conta poco, contano gli stati, ma non perché lo decide Fontana. Macron in questa trattativa conta perché è il presidente di turno, ma perché è francese. Non credo probabile che arriveremo a un esercito europeo, ma se potenzieremo il nostro, renderemo un servizio all'Europa. E sulla stessa pagina dal Corriere della Sera, missione ad Assisi per Matteo Salvini, che ieri ha avuto un incontro coi frati, si è fermato sotto l'altare della Basilica Inferiore, dove è tumulato San Francesco, per un momento di preghiera anche per il popolo ucraino, scrive il Corriere della Sera. Per la Germania, resa dei conti nella SPD, Schröder, che appunto è stato molto vicino a Putin ed è entrato nel consiglio di amministrazione dei gasdotti Nord Stream, compreso il 2 che lui aveva voluto. Schröder chiuda con Mosca, chiedono nella SPD e nel suo partito. L'ex cancelliere è nel consorzio Nord Stream ed è amico del presidente Putin. Il partito socialdemocratico tedesco ha chiesto a Schröder di tagliare i rapporti. Anche il calcio sospende la Russia, nazionale fuori dal mondiale. La Russia è fuori dal mondiale 2022 in Qatar e da tutte le coppe di calcio, le coppe sportive appunto di calcio europee. FIFA e UEFA mettono al bando anche le squadre di club dalle coppe. Rottura con lo sponsor Gazprom. Scrive ancora il Corriere della Sera. Con questo ci fermiamo qua per quanto concerne il Corriere e andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica che titola in prima pagina il diluvio di fuoco sulle città con due foto. La foto del tavolo delle trattative, nulla di fatto nel primo confronto tra le delegazioni di Russia e Ucraina. L'altra foto di Kharkiv, una scuola distrutta dai bombardamenti a tappeto russi. Le sanzioni intanto congelano le riserve in valuta di Mosca. Gli alleati parlano di Putin isolato e instabile, questo per quanto riguarda la NATO. Nel primo giorno di colloqui il Cremlino detta le condizioni: sovranità sulla Crimea, smilitarizzazione dell'Ucraina. L'offensiva si intensifica contro i civili, almeno 352 i morti, 14 i bambini, scrive la Repubblica nel sommario di prima pagina. Da Repubblica passiamo alla prima pagina della Stampa di Torino. L'apertura del quotidiano diretto da Massimo Giannini la vediamo subito. In prima pagina l'orrore e la speranza, due foto, raid e missili nel giorno della trattativa. L'orrore sta nei morti, la speranza nelle nascite. A Kharkiv bombe a grappolo sui civili. Scrive la Stampa, raid e missili appunto nel giorno della trattativa. Per i russi ci sono margini per l'accordo ma alle loro condizioni. Putin perderà la guerra, il commento di taglio alto, il primo sulla Stampa di oggi. La risposta forte che crea una nuova Europa, l'altro commento. E poi ancora Mosca in ginocchio, bancomat svuotati. L'analisi dell'economista Mario De Aglio, il crollo del rublo, i costi per l'Italia. Le misure finanziarie contro la Russia assomigliano ai blocchi navali che nel 1915 e nel 1940 il Regno Unito decretò contro la Germania, chiudendo di fatto i porti tedeschi alla navigazione delle flotte mercantili senza sparare un colpo. Londra rese più difficile per Berlino i rifornimenti bellici, ma anche quelli di ogni genere di merci di uso corrente. Peraltro ci sono costi anche per l'Italia. Domenico Quirico, se il blitz fallito fa tremare lo zar. Francesco Moscatelli dalla Polonia, da Medica, in mare di profughi al confine polacco. Mentre il buongiorno di Mattia Feltri si intitola L'Immacolato e Feltri prende di mira Matteo Salvini, per il quale, scrive Feltri Junior, contro gli immigrati i confini ci sono e vanno difesi anche con le armi. Matteo Salvini, per il quale l'ISIS è equiparabile al nazismo, lo si combatte con le armi, se no cosa facciamo? Gli mandiamo la Boldrini a dialogare?
per il quale in Siria e in Libia serve l'intervento militare. Chi dice no è un senza palle. Con i tagliagole bisogna intervenire militarmente e massicciamente. Per il quale il modello è la Svizzera, dove un cittadino su 2 è legittimamente armato e ogni cittadino ha la possibilità di difendersi. Per il quale servirebbero 4 mesi di servizio militare per insegnare ai nostri ragazzi l'uso delle armi. Per il quale, scrive ancora Mattia Feltri, inanellando citazioni di ciò che ha detto Salvini negli anni: se io vengo aggredito o minacciato nella mia azienda, negozio, casa, ho il diritto di difendermi anche con le armi, la difesa è sempre legittima. Per il quale, se ti trovi una o più persone in casa alle 3 di notte, mascherate, sono a casa tua, violano la proprietà privata, cosa fai prima di sparare? Gli chiedi se hanno una pistola? Per il quale, se spari a un rapinatore, se il rapinatore ci rimane, nella prossima vita farà un altro lavoro. Per il quale, se si ha il porto d'armi, è normale andare in giro armati e difendersi. Per il quale il Papa sbaglia a dialogare coi terroristi. Questa è una vera guerra, un'occupazione militare, rispondere con tolleranza e buonismo e suicidio. Dice che per aiutare l'Ucraina invasa dai carri armati di Vladimir Putin non servono le armi, ma la via del Santo Padre, confronto, dialogo, una preghiera rivolta al cuore immacolato di Maria. Certo, cosa c'entra poi col discorso del porto d'armi o della reazione al rapinatore? Feltri lo chiarirà. Le armi vanno rifiutate sempre, no? Questa è la morale di Don Mattia. Mentre lasciamo la prima pagina della Stampa e andiamo a vedere La Verità di Maurizio Belpietro. L'apertura della Verità è dedicata ad D'Alema, che si butta sulle armi, giusto appunto. Ci sono 80 milioni da spartire. Con i venti bellici crescono gli appetiti. È un attacco, tra virgolette, attacco si fa per dire. La notizia d'apertura della Verità riguarda Massimo D'Alema, che fa l'intermediario, scrivono Giacomo Amadori e François de Tonquédec, per una vendita al Ministero della Difesa colombiano di 4 corvette e 2 sommergibili prodotti da Fincantieri e di alcuni aerei di Leonardo. Intercettato, D'Alema spiega come scavalcare il governo italiano nelle trattative. Tutto questo negoziato deve passare tra di noi attraverso un solo canale. I venti di guerra devono aver messo appetito a Massimo D'Alema, scrive La Verità in prima pagina. D'Alema nei mesi scorsi ha provato a fare da intermediario per una vendita al Ministero della Difesa colombiano di 4 corvette FCX-30 e 2 sommergibili prodotti da Fincantieri e di alcuni aerei della Leonardo Finmeccanica. Un lavoro per cui lui e gli altri broker contavano di portare a casa 80 milioni di euro. La notizia è stata anticipata dal sito Sassate di Guido Paglia in un pezzo intitolato Difesa Leonardo Fincantieri. Ecco la passione della terza età di D'Alema. Dopo lo scoop è stata una corsa a smentire. Per esempio, da Fincantieri hanno fatto sapere di non avere dato alcun incarico di brokeraggio né di aver firmato alcun accordo, fa sapere Fincantieri, giusto appunto, con la Colombia. Stesso discorso da Leonardo, ex Finmeccanica. Ma per quanto riguarda l'azienda di costruzioni navali, Fincantieri, esiste un memorandum del 24 gennaio del 22 con le firme di Giuseppe Giordo, Achille Fulfaro, direttore e vice della divisione militare Fincantieri, e dei capitani di fregata colombiani Germán Ramírez e Francisco Preito per la parte colombiana, appunto. In mezzo c'è un gruppo di lavoro colombiano guidato da 2 broker italiani, entrambi quarantenni, impegnati in settori dall'energia agli armamenti. I rapporti col governo colombiano inizialmente sono tenuti da loro, mentre D'Alema si è fatto rappresentare dall'avvocato Umberto Bonavita dello studio Robert Allen di Miami, specializzato in compravendite di super yacht. Ritorna la passione per le barche di D'Alema, ma evidentemente anche di navi da guerra si occupa lo studio di Miami. I contratti di consulenza, a suo dire, li avrebbe dovuti firmare lo studio statunitense. Alle riunioni con la struttura colombiana ha partecipato come rappresentante di D'Alema un ex sindaco pugliese, Giancarlo Mazzotta, il quale ha diversi problemi giudiziari. Nei giorni scorsi è stato rinviato a giudizio per istigazione alla corruzione, violazione di sigilli, frode processuale, abuso edilizio e paesaggistico. Con tutti e 3 i figli e un fratello,
uno dei figli è consigliere regionale, è stato invece richiesto il rinvio a giudizio per frode carosello, per ingannare il fisco attraverso società cartiere. La trattativa per navi e aerei sarebbe andata avanti per 6 mesi, a partire dal settembre del 2021. D'Alema si è buttato sulle armi, titola La Verità. Ci sono 80 milioni da spartire. D'Alema si era proposto come mediatore per una vendita di jet e navi da parte di Leonardo e Fincantieri alla Colombia. Al telefono chiedeva di aggirare il governo e rassicurava gli interlocutori. Divideremo tutto. Questo nelle intercettazioni. La trattativa appunto sarebbe andata avanti per 6 mesi dal settembre del 2021. Si sarebbe incagliata quando il sottosegretario Mulè, giornalista di Forza Italia, deputato, è venuto a sapere della vicenda. I rapporti col governo della Colombia si sono svolti in totale trasparenza. In Italia, grazie a una consolidata amicizia con l'ambasciatrice Ramírez Ríos, ho avviato i contatti con le autorità colombiane per collaborazioni tra le nostre industrie nella difesa, in particolare Leonardo Finmeccanica e le Forze Armate di Colombia, normali attività nell'ambito dei rapporti governo e governo, in questo caso italiano e colombiano. Quando l'ambasciatrice mi ha fatto presente dell'interessamento presso di lei del presidente D'Alema sulle vicende legate a Leonardo, in qualità di non meglio precisato rappresentante dell'azienda, ho rilevato l'irritualità di questo approccio, ha dichiarato il deputato di Forza Italia Mulè, e ne ho informato i vertici di Leonardo Finmeccanica e ovviamente il ministro della Difesa Guerini. Perciò gli intermediari del gruppo di lavoro colombiano hanno pensato di essere stati presi in giro e il 24 febbraio hanno inviato un report alle 2 aziende, Fincantieri e Leonardo, in cui ricostruiscono tutta la vicenda. E scrivono: tramite incontri a Roma nel mese di ottobre con autorevoli figure politico-nazionali, siamo stati eruditi sulle modalità di collaborazione con strutture complesse come Fincantieri e Leonardo. Successivamente i broker stranieri avrebbero deciso su indicazione di D'Alema di conferire mandato allo studio Allen Law di Miami, quello che citavamo prima. Una scelta che a giudizio di D'Alema avrebbe garantito il mantenimento del segreto tra il legale e il suo cliente, al contrario di un banale contratto commerciale. Qualcosa non sarebbe andato però per il verso giusto. Le interlocuzioni con lo studio legale non sono state incisive, non siamo riusciti, scrivono i colombiani, a comprendere il tenore delle comunicazioni dello studio, e le società dove, nonostante siano state presentate offerte agli indirizzi istituzionali che abbiamo favorito noi stessi, non abbiamo ricevuto alcun feedback. In tutta la faccenda, la parte più interessante, sottolinea La Verità, è l'interlocuzione del 10 febbraio scorso di D'Alema con il capo del gruppo di lavoro colombiano. L'ex ministro degli esteri ha chiesto di rimanere in interlocutore privilegiato nelle trattative. Siccome c'è un dialogo tra i 2 governi, dice, noi abbiamo il sottosegretario alla difesa Mulè che ha parlato col vice ministro della difesa di Colombia. È importante che anch'io possa parlare col ministro della difesa. Naturalmente informo il governo italiano, ma dobbiamo evitare che ci siano canali paralleli. Tutto questo negoziato deve passare tra noi attraverso un solo canale. Dobbiamo dare il senso che noi abbiamo rapporti non soltanto con i militari e i funzionari, ma col governo. L'ambasciatrice di Colombia in Italia si sta occupando di questo. Sostiene che ci vuole un accordo tra i 2 governi senza altri mediatori. Le ho spiegato che da una parte è lo Stato colombiano, è il governo che compra, ma in Italia non è il governo che vende. Sono 2 società quotate, non è il governo, non ci può essere un contratto tra 2 governi. La questione è delicata. Noi rischiamo di avere interferenze in questo negoziato che non è utile che ci siano. Abbiamo interesse che il negoziato passi dalle società italiane attraverso lo studio Allen e dall'altra parte le autorità colombiane senza interferenze. A questo punto il rappresentante colombiano si lamenta per aver dovuto sostenere spese vive senza rimborsi e a questo punto, scrive ancora La Verità, D'Alema specifica: l'avvocato Bonavita che è venuto in Colombia non ha ricevuto nessun euro, noi stiamo lavorando perché? Perché siamo stupidi? No, perché siamo convinti che alla fine riceveremo tutti noi 80 milioni di euro. Qui arriva il dunque. Quindi si può fare un investimento. L'obiettivo non è quello di avere 10.000 euro per pagare un viaggio, ma alla fine di avere un premio di 80 milioni di euro,
Questa è la posta in gioco e allora creare difficoltà rispetto all'obiettivo perché uno non ha avuto 10.000 euro mi sembra stupido. Non appena noi avremo questi contratti divideremo tutto, sarà diviso tutto, non è un problema, dice ancora Massimo D'Alema, però mi sembra che non dobbiamo creare difficoltà per l'obiettivo principale, raggiungere il contratto tra le società italiane e il governo colombiano. Quello è il premio, non il rimborso spese. Oltretutto, dice ancora D'Alema, tra alcuni mesi ci sarà la nomina degli amministratori italiani che potrebbero cambiare. Questo potrebbe cambiare le cose. Dobbiamo concentrare lo sforzo, concludere entro un paio di mesi. Almeno un accordo generale. Poi si vedranno i particolari. Infine, D'Alema si lamenta perché nei giorni precedenti sarebbe saltata una call con gli amministratori delegati di Leonardo e Fincantieri. Perciò chiede una chiamata col ministro e con i capi delle due imprese, Profumo e Bono. Poi aggiunge, se il ministro dice che non vuole incontrare le società, potrei organizzare una call dove ci sono io e magari il viceministro italiano, un politico, senza le aziende. Ma come detto, in quel momento D'Alema starebbe vendendo la pelle di un orso che non ha e potrebbe anzi avergli fatto saltare l'accordo. Nell'audio D'Alema informa il suo interlocutore che il pagamento del team colombiano potrà avvenire solo dopo che lo studio Allen avrà chiuso gli accordi con le aziende italiane. Quindi punta ad allargarsi ad altri mercati dell'America Latina. L'interlocutore gli spiega che è possibile farlo in Argentina, Paraguay, Uruguay, Panama. Purtroppo per lui sembra che per ora non sia riuscito neanche a portare a casa l'affare colombiano, una mediazione. Questo è il succo, da 80 milioni di euro da spartire, dice D'Alema intercettato in una call. Ci sono 80 milioni da spartire, vedremo. Intanto, fatta questa ampia premessa, ma è lo scoop d'apertura della Verità di oggi, tra gli altri titoli di prima pagina, blackout per noi, però col gas Putin si paga la guerra, scrive Maurizio Belpietro nel commento di prima pagina. Le sanzioni contro la Russia rischiano di essere un boomerang per l'Italia. Bruxelles non può bloccare i sistemi di pagamento dell'energia. Putin non resterà senza fondi, mentre noi dovremo fronteggiare un taglio delle forniture e i rincari. Dipendiamo per il 46% da Mosca. Non abbiamo le infrastrutture per rimpiazzare tutte le importazioni nel giro di pochi giorni. Imporre alle aziende blackout programmati per ridurre i consumi significa fermare la produzione e uccidere la ripresa, argomenta Maurizio Belpietro. Le sanzioni sono, diciamo così, negative per noi, i veri conti. Blackout per noi, ma col gas Putin si paga la guerra. In primo piano poi ancora sulla Verità il commento di Claudio Antonelli, o meglio la puntualizzazione, il focus sui fiumi di denaro, mercenari e arsenali a Kiev, lo spettro di un'altra Siria. Gli Stati Uniti hanno dato agli ucraini armi e mezzi per 1 miliardo, l'Unione Europea in 2 giorni ha autorizzato una spesa di 500 milioni, con missili, veicoli e aerei andranno un po' di ex militari e civili mercenari. Se Putin vincesse sul campo resterebbe una situazione ingestibile, modello Cecenia o Siria. Sostenendo un paese aggredito potremmo causarci una pesante destabilizzazione militare, scrive la Verità in prima pagina. Arsenali e mercenari, se va male a Kiev si rischia un nuovo collasso come in Siria. Una parte degli aiuti militari sarà presa in carico da civili e Mosca fa sapere i paesi europei non si rendono conto, la risposta sarà dura. Ancora dal primo piano della Verità poi il pezzo di Francesco Borgonovo, dietro l'emergenza perenne 4 fregature, stato d'eccezione fino a dicembre, stavolta la scusa è la crisi ucraina, ma l'effetto è lo stesso, tappare la bocca ai disturbatori, perché così en passant col motivo Ucraina lo stato d'emergenza, questa è una notiziola, si fa per dire, buttata là così, scivolata via. Lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 di dicembre. Rischiano di passare come niente anche altre questioni, riforma del catasto, MES e salassi verdi. E resta il Green Pass. I nostri governanti hanno scoperto, nello stato di emergenza prorogato fino al 31 di dicembre, uno strumento che permette di mantenere salda la presa sulla popolazione e seppellire le critiche. E magari far passare senza singulti riforma del catasto, stretta sul Green Pass, ratifica del MES e transizione ecologica. La vede fosca, insomma, o comunque alza l'allarme
l'amico Francesco Borgonovo sulla scusa dello stato di eccezione che ci rende pronti a giustificare ogni nefandezza. I nostri governanti hanno prorogato fino al 31 dicembre l'emergenza. È lo strumento per eliminare qualunque critica e magari bisogna vedere se questo è tecnicamente possibile, far passare la riforma del catasto, la stretta sul Green Pass, il sì al MES e la transizione ecologica. È un allarme che lancia Borgonovo, meglio lanciare l'allarme, magari scoprire poi che è infondato che non pensarci nemmeno. Questo in linea di principio credo sia indiscutibile. Intanto sulla russofobia, scrive Giorgio Gandola, i Sala del mondo, Sala inteso come il sindaco di Milano, se la prendono con scienziati, sportivi e artisti. In che senso? Lo scopriamo solo andando a pagina 11. La russofobia travolge cittadini incolpevoli. Non si distingue il dittatore dal popolo in una irrazionalità da fanatismo social. Poi vedremo che la stessa cosa è affrontata dal nostro Antonino Danna in un bell'articolo pubblicato su Italia Oggi di stamani. Mosca fuori dai mondiali di calcio e poi anche il sindaco di Milano. Ce n'è anche per il sindaco di Milano che ha semplificato anche lui la questione. I cingoli dei tank di Mosca sono utilizzati dal sindaco di Milano Beppe Sala, che ha chiesto una abiura immediata al direttore d'orchestra Valieri Gheorghiev, ingaggiato dalla Scala di Milano. In assenza lo ha licenziato. Ha detto il sindaco di Milano: vedo che altre persone del mondo artistico si sono espresse in questo modo e anche molti nel mondo dello sport. Gheorghiev è ripartito e non ha risposto. A questo punto lo possiamo escludere. Mettere sulla graticola un musicista è facile, non si rischia nulla, sottolinea Gandola sulla russofobia, che non risparmia nessuno. Intanto, sempre dalla prima pagina della Verità, giornali e TV hanno già messo l'elmetto, vietato ragionare, è il titolo della riflessione di Marcello Veneziani. Come funziona la macchina dei media e delle opinioni al tempo della guerra all'Ucraina? Segue lo schema collaudato con la pandemia, con i grandi temi storici e le gravi crisi. In primo luogo diventa monomaniacale, ossessivo, pervasivo, passa da tema principale a tema unico dei telegiornali e degli approfondimenti. Non accadde neanche durante la guerra mondiale che i giornali fossero ridotti al solo tema di quei giorni. La fabbrica del consenso fornisce poi la ripetizione all'infinito dell'identico, fiumi di servizi e di reportage che si discostano poco o nulla, che riferiscono ogni giorno la stessa versione ufficiale dei fatti e commentano le stesse immagini, restando nello stesso ambito, con un sottofondo da propaganda di guerra. Guai a chi accenna una lettura semplicemente richiamando i dati, scrive Veneziani. Ad esempio chiedono di cacciare Mark Innaro dalla corrispondenza da Mosca per la RAI perché ha osato accennare all'espansione della NATO, che è un fatto oggettivo. Basta vedere da qualsiasi cartina come si è allargata l'Alleanza Atlantica negli ultimi 20 anni. Ma notare questo diventa subito intelligenza col nemico. Da qui la militarizzazione delle opinioni. Se non ripeti tutto quel che ripetono ogni giorno, allora sei dalla parte di Putin. Se sei in servizio pubblico è un aggravante. Avviso superfluo a chi ragiona, ma necessario ribadirlo per i poliziotti del pensiero e per gli imbecilli militanti. Vedere le cose in un orizzonte più ampio e non attraverso lo schemino manicheo bene-male esclude ogni indulgenza verso l'aggressione e il metodo sovietico di Putin e include solidarietà verso il popolo ucraino, che è sicuramente vittima, sta patendo l'inferno. Infine, anche in questo caso, conservatori e progressisti, moderati e radicali, falchi e colombe, populisti ormai ridotti a baciapile, nazionalisti e radicali antisistema aderiscono tutti all'Unidem, ovvero l'unificazione di tutte le posizioni al canone Dem, valevole negli States da quando sono tornati al potere i democratici con Biden, nell'Europa Tecnodem e in Italia con le sue periferiche, scrive Marcello Veneziani. Ricordate com'erano diverse le opinioni 3 anni fa, o anche meno? È bastato il Covid e ora la guerra e si è arrivati all'uniformità assoluta, con minime sfumature e variabili lessicali secondarie. Draghi per tutti
tutti per Draghi. A sua volta Mario Draghi è la continuazione della NATO in campo economico-finanziario. È lecito dubitare che se si fosse aperta seriamente la trattativa sulla possibilità di rendere neutrale l'Ucraina, cioè fuori dalla presenza NATO e dall'influenza russa, forse non saremmo arrivati a questo? Possiamo poi fare tutti i processi alle intenzioni, dire che Putin ha preso a pretesto la rigidità occidentale e le sue pretese di egemonia per attaccare. È lecito dire che forse con Donald Trump non saremmo arrivati a questo punto, considerando che con quel bizzarro spaccone guerre non sono esplose? È un dubbio quantomeno, ma la questione Ucraina-Europa-NATO ribolliva già negli anni di Trump. Prosegue Veneziani, è lecito notare che dopo avere per anni calpestato, squalificato ogni richiesta di sovranità nazionale e relativo nazionalismo, è grottesco ora elogiare il patriottismo sovrano degli ucraini? È lecito sostenere che il dramma aggiuntivo di questo conflitto è che non ci sono arbitri, garanti, figure terze che possano essere accettate da ambo le parti per cercare una soluzione? Finora solo le figure religiose, soprattutto Chiesa ortodossa, possono svolgere un ruolo importante quando non diventano chiese nazionali, ma non ci sono stati terzi, leader di organismi internazionali come l'ONU, in grado di svolgere il ruolo di ponte. Infine, è lecito dire, scrive ancora Marcello Veneziani, che avere reso Putin nemico numero uno dell'umanità già prima che invadesse l'Ucraina, anziché considerarlo un autocrate con cui inevitabilmente confrontarsi, come con Xi Jinping, Erdogan e altri, può far precipitare la situazione a livelli impensati. Se davvero Putin è quel dittatore folle, incarnazione del maligno, dovrebbe inquietare il fatto che non avrebbe remore a usare il famoso bottone nucleare. E allora si avvia un gioco molto pericoloso, prosegue Veneziani. Cercare di far cadere Putin, caldeggiare la congiura degli oligarchi, acuire il dissenso interno, spaccare il potere russo e la sua filiera. Pericolo seguente, un paese isolato dal mondo, un leader nemico di tutti può essere spinto all'alleanza con la Cina, che ha rispetto alla Russia un profilo più inquietante per il mondo. La Russia vuole ripristinare il dominio d'area. La Cina sta cercando di colonizzare il mondo, di invaderlo con l'economia e la tecnologia, espandendosi, incuneandosi in ogni sistema paese. La Russia, scrive ancora sulla Verità Marcello Veneziani, ha solo la possibilità di incidere attraverso il gas e le energie. Si capirà il potere inquietante di un blocco asiatico Russia-Cina. Chi sostiene queste cose non sta stabilendo una preferenza verso la dittatura di Putin e neanche una neutrale indifferenza tra democrazia e autocrazia, ma sta semplicemente cercando di dire che non andiamo avanti se continuiamo con la semplificazione militare e bipolare, per cui la verità è l'Occidente e il bene assoluto è la NATO. Stendiamo infine, conclude Marcello Veneziani, un pietoso velo sui tre populismi, grillino, leghista e nazionale, e il loro coinvolgimento nell'arco breve, il capovolgimento, dei populismi in un paio d'anni. Se sono solo la versione debole dell'Unidem, hanno perso la loro funzione, non garantiscono la dialettica politica necessaria a ogni democrazia e non rappresentano la loro area di opinione, così subalterni al pensiero corretto. Ogni volta che il pensiero smette di osservare la realtà da più punti di vista, in tutte le sfaccettature, non è solo una mortificazione per l'intelligenza, ma si mette in pericolo la libertà e la dignità dei singoli, dei gruppi, dei popoli e degli stati. Insomma, il male con la M maiuscola a cui stiamo assistendo in Ucraina, conclude Marcello Veneziani sulla Verità di oggi, è doppio e non è solo quello che ci fanno vedere. Media con l'elmetto, ragionare è diventato pericoloso, scrive Marcello Veneziani in prima pagina. Chiudiamo la prima pagina della Verità con il Covid, che esiste da oggi soltanto per gli italiani. Cadono le restrizioni per chi arriva dall'estero, dove non ci sono restrizioni, e Tiziano Ferro con il suo compagno hanno sfoggiato due bambini. Sono frutto di uteri in affitto? Chiede Giuliano Guzzo sulla Verità. Il cantante Tiziano Ferro e il suo compagno, marito, sono all'improvviso padri di due bebè. Dopo aver mostrato la foto con i piccoli sui social, la star chiede riservatezza, ma è forte il dubbio che abbia fatto ricorso a uteri in affitto, scrive La Verità. Stefano Graziosi, che sentiremo poi alle 9.15, prima sentiremo Jacopo Morrone, per il cui Parlamento, su tutt'altra questione sulla quale poi vedremo. Intanto,
Stefano Graziosi, che sentiremo alle 9:15, 9:20, scrive oggi per La Verità, pagina 3, un altro pezzo che fa il punto sulle trattative. In Bielorussia i primi segni di disgelo, c'è una base per soluzioni comuni, colloquio tra le delegazioni di Russia e Ucraina, 24 ore per riflettere, poi si fisserà un altro incontro al confine polacco. Putin sente Macron, non spariamo sui civili ma riconosceteci la Crimea, e si muove anche Pechino. Poi parleremo diffusamente con il nostro Stefano Graziosi, che vi ricordo è anche autore di una pregevolissima rubrica di politica estera, specialmente di analisi sulla situazione degli Stati Uniti, ma non solo, per la nostra radio, che dalla prossima settimana cambia palinsesto, poi vi annunceremo tutte le novità. Il pezzo forte è il trasferimento della striscia di approfondimento politico di Zoom dalla mattina al pomeriggio, dalle 18 alle 20, e all'interno di tutto questo parziale rimescolamento di carte la rubrica di Stefano Graziosi andrà in onda tutti i giorni, tutti i mercoledì, dalle 15 alle 16, ma avremo modo di discuterne. Intanto da tanto tempo ormai Stefano Graziosi tiene per noi questa bella rubrica Comeback nella nostra radio, la trovate facilmente sul palinsesto e anche in podcast, potete riascoltarla. Comunque parleremo con Graziosi più tardi. Intanto dalla Verità di oggi il pezzo di Daniele Capezzone sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, dopo l'entusiasmo la frenata, gli annunci di von der Leyen e Michel, la richiesta di Zelensky lasciano posto al realismo, servono anni, ha detto Borrell, il ministro degli esteri della Commissione Europea. All'ONU la Russia nega l'evidenza, intanto Pechino copre lo zar mentre Erdogan gli chiude il Mar Nero. C'è anche un filo sottile su cui cammina il Papa. Parolin, segretario di Stato Vaticano, chiede di evitare la catastrofe, Bergoglio è per la pace, senza urtare il patriarca di Mosca vicino al Cremlino. E freddo con ortodossi ucraini e greco-cattolici. C'è un pezzo anche sulla Germania che sfida il suo passato e dà il via a un riarmo imponente. I tedeschi hanno scoperto di essere poco e male armati. A proposito di armi, missili, blindati e mitragliatrici, anche il governo italiano tira dritto sui rinforzi. Il decreto non basta, serve un voto in aula, sarà oggi dopo il discorso di Draghi. Già mobilitati 1.350 militari, disco verde della Lega sia a Roma che a Bruxelles. Anche Fratelli d'Italia si allinea, pronta a votare il provvedimento. Tra le altre cose interne alla questione Italia, alla politica italiana, c'è da segnalare anche la questione di cui parleremo brevemente poi con Jacopo Morrone, capo del DAP. La Cartabia riesce a scontentare tutti. Si chiama Carlo Renoldi, è consigliere della prima sezione penale della Cassazione, è esponente di Magistratura Democratica, la corrente di sinistra delle toghe. La ministra Cartabia lo ha scelto come nuovo capo dell'amministrazione penitenziaria, suscitando le ire non solo del movimento grillino, ma anche della Lega e di una parte del Partito Democratico. Molti infatti ricordano alcuni interventi di Renoldi contro il governo giallo-verde formato da leghisti e 5 Stelle, scrive La Verità, riassumendo brevemente la questione. E di scelta incomprensibile sul nuovo capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria parla anche Jacopo Marrone, già sottosegretario alla giustizia nel primo governo Conte, poi lo sentiremo direttamente. E infine, sempre dalla Verità di oggi, c'è da segnalare anche il pezzo di Sergio Giraldo, accelera il piano italiano per non rimanere al buio, previsti 3 passi. Da sabato l'Italia è in preallarme, il governo ha approvato la possibilità di ricorrere a misure della fase d'emergenza energetica senza doverla dichiarare, ma solo attraverso un decreto del Ministero della Transizione Ecologica. Fra le ipotesi l'uso di carbone e olio, lo sfruttamento degli stoccaggi. Estrema ratio, la riduzione delle erogazioni ai grandi consumatori. Anche la Svizzera ha abbandonato la neutralità e ha detto sì a misure punitive. Pensate, dal 1815 è la prima volta che la Confederazione Elvetica, la Svizzera, rinuncia all'equidistanza. Nel paese depositi russi per 11 miliardi di dollari. Pressioni anche su Monte Carlo, scrive ancora La Verità. Mentre lasciamo La Verità andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero. Sono peraltro le ore 8:24, tra poco facciamo una prima piccola pausa, anzi tra qualche minuto prima delle 8:30 sentiamo un primo brano musicale. Ne abbiamo bisogno di cose belle e il calendario musicale ci dà una grandissima mano, perché
il 1 nasce Frédéric Chopin, che sarebbe in realtà nato probabilmente il 22 febbraio, ma la sua famiglia e lui stesso presero per buona questa data, che fu comunicata in difformità rispetto ai registri parrocchiali del paese in cui era nato, a 60 km da Varsavia. Comunque, al di là di tutto, il 1 marzo, lo diceva Chopin stesso, era la data di nascita sua, anche se era nato il 22 febbraio. Poco importa, il 1 marzo ci dà la possibilità di ascoltare qualcosa di magnifico, di straordinario al pianoforte. Ma tra poco lo ascolteremo, il primo brano chopiniano di oggi. Intanto Libero apre la sua prima pagina con le sanzioni e con i cannoni, tutt'altra orrenda musica. Ci armiamo, era ora, scrive Libero. Il governo cambia rotta sull'esercito. Con l'Europa inizieremo a investire sulla difesa. L'invasione ci ha fatto capire che la nostra libertà non è gratis. Tra i partiti però è scontro. Mosca fissa le condizioni per la pace, vuole l'Ucraina disarmata e neutrale. Le trattative partono sotto le bombe. Antonio Socci scrive: siamo nazionalisti solo per le cause degli altri paesi. La riscoperta della patria è sempre la riscoperta della patria altrui, mai della nostra, scrive Socci. Riscopriamo i valori, siamo nazionalisti per le patrie altrui, pronti a commuoverci per l'orgoglio degli ucraini. Dimentichiamo che in Italia comandano i mercati stranieri e la classe dirigente viene imposta dall'Europa. Da chi dipendiamo? Siamo a sovranità limitata, scrive Socci, non solo perché nella difesa dipendiamo dall'Alleanza Atlantica, ma anche per la politica estera e per quella monetaria. E lo sanno anche i politici. Sempre dalla prima pagina poi di Libero, in primo piano, il Cremlino che non sta colpendo ancora le città perché teme l'opinione pubblica, e Nicola Pedde, intervistato da Daniele Dell'Orco. Nicola Pedde è direttore dell'Institute for Global Studies, geopolitologo presso il St. John's University of New York, dottorato in studi geoeconomici all'Università di Roma, La Sapienza, insomma l'analista di politica internazionale. Pedde, in questo caso, intervistato da Libero, dice: attenti perché Putin ancora non sta facendo sul serio, c'è il rischio di escalation. Problemi logistici e perdite fanno cambiare strategia a Putin. Se anche i negoziati si impantanassero, potrebbe alzarsi il livello del conflitto. Non si deve pensare a Putin come uomo solo al comando col dito sul bottone rosso che sgancia atomiche. C'è un'intera catena di forze armate e di intelligence da mettere d'accordo, e l'abbiamo visto negli Stati Uniti all'epoca Trump. Per arrivare a una soluzione del genere la strada è lunga. Allo stato attuale un attacco nucleare non è un'ipotesi realistica. Sempre dalla prima pagina di Libero, doppio commento, quello di Vittorio Feltri: il conflitto è come gli altri del tutto inutile, quello di Alessandro Sallusti: nel dramma guardiamo il lato positivo, scrive il direttore di Libero, un'emergenza dietro l'altra, Covid e guerra. Non è un bel momento, ma è un momento. Fino ad allora le tragedie, da oltre 70 anni a questa parte, fino ad allora le tragedie erano all'ordine del giorno. Mai l'umanità aveva conosciuto un periodo così lungo senza epidemie, carestie e guerre. Ci ha permesso tutto questo di concentrarci su cose utili e piacevoli. In 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale la civiltà ha fatto un balzo. Siamo stati sulla Luna, ci spostiamo sulla Terra con mezzi veloci, viviamo connessi, eccetera. Una corsa sfrenata, oggi ci accorgiamo che non è stata gratis. È l'altra faccia della medaglia della tragedia, la faccia che ci riporta coi piedi per terra, una sveglia che purifica, fa cambiare le agende degli stati. Senza Covid prima e caso Ucraina poi, saremmo ancora qui a centellinare gli euro, scrive Sallusti, per non sforare il dogma del rapporto debito-PIL. Senza il Covid l'Europa non avrebbe stampato moneta che da qui in avanti useremo per finanziare infrastrutture e ricerche, e non avremmo preso coscienza della fragilità del nostro sistema sanitario. Detto per inciso, si è fatto un tubo per affrontare la fragilità del sistema sanitario al di là del bla 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 in questi anni. Comunque, senza la guerra in Ucraina, prosegue Sallusti, continueremmo a pensare che le fonti energetiche non sono una priorità ma un nemico perché sporche. Senza tutto quel che è accaduto e sta accadendo ci eravamo illusi che un alleato vale l'altro. In economia e in politica basta stare con chi paga di più. Soltanto oggi riscopriamo che avere un esercito ben finanziato e armato non è un insulto alla pace ma il suo presupposto. Ci auguriamo che la guerra finisca al più presto, ma per non trovarsi con le sole macerie bisogna non scappare. Così scrive Sallusti. Intanto adesso noi ci ascoltiamo, credo,
presumo. Il primo brano musicale, lo ascoltiamo dopo la pausa, alle 8.29, non lo so cosa facciamo, stiamo improvvisando. Mandiamo il primo brano musicale e allora facciamo così, ci ascoltiamo questo brano di Chopin, di cui celebriamo oggi il compleanno, la ballata numero 1 in sol minore, opera 23, Christian Zimmermann al pianoforte, dopo il meteo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'Italia è ancora diviso in due, tempo spiccatamente instabile sul medio versante adriatico e al sud, ampio soleggiamento invece sui restanti settori. Temperature stazionarie. Nella prima parte della giornata avremo ancora delle precipitazioni, seppur a carattere sparso o irregolare sulle regioni centrali adriatiche al sud, nevose a quote molto basse. Dominio del sole invece sul resto del paese, seppur con qualche disturbo al nord-ovest, dove non sono da escludere deboli fenomeni, specie in Liguria. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se il tempo migliorerà al nord-ovest. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Aia, che sfumata terribile per un pezzo così meraviglioso, quello che abbiamo ascoltato adesso per la tastiera di Christian Zimmermann, un'interpretazione stupenda della ballata numero 1 in sol minore, opera 23 di Chopin, che nasce oggi convenzionalmente, ma in primis per lui. Allora, facciamo in tempo un po' all'impronta e di corsa a sentire anche
la nostra Sara Garino, che alle ore 12 con il suo talk Alto Mare dalle 12 alle 13 colloquia dei fatti tragici che stiamo osservando tutti con un osservatore speciale, Giordano Bruno Guerri. O sbaglio? Buongiorno Sara. Esatto, buongiorno Giulio, buongiorno a tutto il pubblico. Una disamina dei fatti tragici di attualità a cui stiamo assistendo, come hai detto tu, torna a trovarci su Radio Libertà Giordano Bruno Guerri, storico e saggista. Bene, allora l'appuntamento è dalle 12 alle 13, Giordano Bruno Guerri lo conosciamo, ce lo ricordiamo tutti. Sara, grazie. E intanto grazie a te Giulio. Buona mattinata e buon lavoro. Noi torniamo tra pochissimo, tra poco. Chiedo alla regia di mantenere ancora un attimo il nostro meraviglioso logo per chi ci sta seguendo anche in video, e diamo un'occhiata anche alle altri appuntamenti della giornata. Il punto politico di Pierluigi Pellegrin con Marco Gregoretti, il Super Green Pass per entrare nei rifugi antiatomici, i 5 milioni di profughi ucraini, le responsabilità di Putin, le sanzioni per l'Italia, il boomerang sui prezzi di grano e gas a partire dalle 15:15, sto saltabeccando nella nostra giornata. E poi Pop Economia, stasera nel pomeriggio dalle 16:35 alle 17:30, Alessandra Mori con una serie di ospiti particolarmente stimolanti, tra i quali anche Stefania Craxi, vicepresidente della Commissione Esteri del Senato, un analista, Alberto Guidi, analista geopolitico dell'ISPI sulla questione della guerra, l'economista Marcello Gualtieri sulle sanzioni, un'arma o azzardo, la guerra la paghiamo noi, Stefania Craxi appunto, vicepresidente Commissione Affari Esteri, Max Civili, corrispondente Press TV per la cronaca anche della guerra. Potere al popolo di Sammy Varin dalle 13 in avanti, musica, moda, spettacolo, politica e territorio. Oggi si viaggia tra Calabria, Liguria, Sicilia, Toscana e Puglia. E poi naturalmente l'appuntamento con Zoom alle ore 10:35. Prima c'è il professor Volli, parleremo della comunicazione bellica, giusto appunto di questi giorni, di Putin, di Zelensky, dei messaggi che abbiamo ascoltato in questa fase di guerra appunto. E invece Antonino Danna si occupa alle 10:42 stamani in Zoom Edoardo Montolli, fronte del blog. E poi cosa significa per le aziende italiane la guerra in Ucraina? Antonino Danna lo chiede ad Antonio Gigliotti, mentre i rinnovati carri ucraini T-72 AMT ingaggiano battaglia contro i carri russi. Dopo le 11:30 l'avvocato Claudio De Filippi. E le domande degli ascoltatori in tema di legge e di questioni legali. Intanto torniamo al quotidiano Libero, eravamo lì alla prima pagina di Libero con l'analista Ped che dice attenti, Putin non fa ancora sul serio, e infine riapriamo ai turisti, scrive ancora su Libero Claudia Osmetti, ma è caos totale, da oggi nuove regole Covid ma nessuno le ha capite. Covid scivola a pagina 19 anche di Libero. Basta quarantena per i turisti, ma una volta dentro in Italia è caos. Da oggi i cittadini extra Unione Europea entrano in Italia esibendo la carta di vaccinazione o il test negativo. Però per accedere a molti servizi ci vuole il Super Green Pass che all'estero non esiste. Ho visto Libero, andiamo adesso veramente di corsa a vedere anche le altre prime pagine. Il Tempo di Roma apre con le bombe che fanno da cornice alla trattativa, la guerra non si ferma, con una questione romana, le strade di Roma vogliono la parità di genere, a pagina 15 c'è poi il servizio quote rosa per le strade, su 16.000 erotti toponimi di Roma solo il 4% è intitolato a donne, contro il 48% degli uomini. Approvata una memoria di giunta su proposta di assessori a cultura e pari opportunità per individuare nuovi spazi da intitolare a figure femminili, e questo si becca alla prima pagina del Tempo di Roma. Intanto l'Italia manderà armi all'Ucraina. Parla il presidente dei Mio Ristoratori Bianchini, il conflitto, colpo di grazia per la nostra ristorazione, i dati dell'intelligence al Parlamento, boom di immigrati nel 2021, quasi 90.000 clandestini, se ne occupa Francesca Musacchio, pagina 6 del Tempo di Roma.
90.000 irregolari sono entrati in Italia nel 2021, tra le nazionalità in testa i tunisini con oltre 15.000 ingressi. Anche il Covid tra le cause, la relazione degli 007 sull'immigrazione. Boom della rotta balcanica. Le motivazioni? L'instabilità politica, i conflitti, l'incremento demografico, il cambiamento climatico, le precarie condizioni economiche. Queste sono le motivazioni dei migranti. 90.000 irregolari in Italia nel 2021. Non è poco. Boom di immigrati clandestini. Mentre sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma, monopattini, basta parcheggio selvaggio, arriva una app per facilitare le multe agli utenti e bloccare l'invasione su strade e marciapiedi. E poi in prima pagina sul quotidiano romano, Venditti e De Gregori che tornano insieme in tour. Siamo stati allattati dalla stessa lupa, dicono i due. Dal Tempo passiamo velocemente al Giorno, quotidiano nazionale, Giorno Nazione Resto del Carlino, si tratta e si spara, è il titolo d'apertura e il commento del direttore Michele Brambilla. Stranamore, l'Occidente e la Russia. Chi può fermare la follia? E se fosse la paura della morte? E se Putin avesse fatto tutto questo perché teme la morte? Non la paura fisica del morire, ma un tipo diverso di paura, cioè terrore di una cosa certa, perché Putin ha 69 anni, il tempo si fa breve, l'angoscia nel sentire che quella vita che gli ha dato tanto sta per finire, il pensiero che dopo non ci sia nulla, è un'ipotesi per spiegare un fatto, che Putin sembra impazzito, scrive il direttore del quotidiano nazionale. Il Giorno su Milano presenta un dossier della CISL in prima pagina. Il lavoro fa male, infortuni più 74% a gennaio, Milano e Lombardia, per meno controlli. È il costo della ripresa, dice il sindacato della CISL. Dal Giorno al Giornale, il quotidiano diretto da Augusto Minzolini, apertura con titolo a tutta pagina, Putin tratta e bombarda, negoziati difficili. Mosca chiede la Crimea, la neutralità ucraina, ma punta a dividere il paese in due. Intanto attacca coi missili i centri abitati. Blocco finanziario, Russia già in crisi, scrive ancora il Giornale a centropagina. Dopo il divieto ai broker di vendere titoli per conto di non residenti, la Banca di Russia alza i tassi dal 9,5 al 20%, una mossa che non impedirà al rublo di proseguire nella picchiata e non indurrà i risparmiatori russi a smetterla di incolonnarsi davanti ai bancomat. Passiamo a vedere anche la prima pagina del Foglio di Claudio Cerasa e Giuliano Ferrara. Ci sono una serie di articoli sotto una testata unica, un titolo unico: Mandare Putin nel pallone. Il commento di taglio alto sotto la testata: sappiamo cosa combattiamo, ma sappiamo cosa difendiamo? Domanda il direttore Cerasa. Scholz, Johnson, 2 lezioni per Draghi sulla libertà e un'altra guerra da vincere. E poi tra i pezzi di primo piano, l'economia in ginocchio, la Russia ha bisogno dell'Unione Europea ben più di quanto l'Unione Europea abbia bisogno della Russia, secondo il Foglio in prima pagina. La politica interna, Draghi che chiama i leader, chiede sostegno e unità e armi all'Ucraina. E poi ancora Lega 5 Stelle in subbuglio, Letta rassicura Boldrini e Del Rio, malumori di guerra, ok tribolato per le armi all'Ucraina. Per tornare allo scenario invece geopolitico, la guerra di Putin accelera il progetto cinese di un fronte unito contro l'America. È arrivato alla fine sostanzialmente anche il sostegno della Cina. Tornando invece alla politica interna, la marcia di Salvini è il titolo di un altro pezzo. Le preghiere ad Assisi, i distinguo sul governo corretti da Zaia, i fantasmi di Putin. Matteo Salvini, scrive il Foglio in prima pagina, si sente accerchiato. Dice che il PD sfrutterà l'invasione russa dell'Ucraina per ridisegnare i confini del governo, vogliono mandare la Lega all'opposizione. Soprattutto però si sente turbato, così fa sapere che ha bisogno di pregare. Di prima mattina fa rotta ad Assisi, nella basilica dove è tumulato San Francesco, da solo tra i frati, una marcia interiore forse, da Putin alla pace, telefona a Draghi, gli raccomanda di calibrare qualsiasi intervento, eccetera, eccetera. Lasciamo con ciò il Foglio, vediamo pure il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, prima pagina dedicata a Kiev, si spara e si spera, armi dall'Italia per un anno, scrive
Il Fatto, e poi vietato dissentire, c'è il pensiero unico, la censura liberale. L'ultima tendenza è criminalizzare su social e giornali chi si discosta dalla narrazione omologata di fatti e ragioni della guerra. Diventa un caso l'editoriale della firma del Fatto in cui si analizzano gli errori della NATO, ma non solo quello. Su rublo e oligarchi, poi terremoto finanziario. Intanto Renzi presenta il libro di Palamara, che sceglieva i procuratori di Roma e Firenze a cena coi renziani, Lotti e Ferri, ma lui glissa e inventa congiure di Davigo e Conte. Insomma, più pulito c'ha la rogna, direbbe qualcuno. E sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano si decide sul ricorso del Movimento 5 Stelle, ne va del futuro di Conte, il voto sul tetto ai mandati e tutto il resto. Il commento del direttore Marco Travaglio, intitolato La guerra a fumetti: al tavolone del negoziato russo-ucraino sedie vuote, ma avrebbero potuto occuparle qualche rappresentante dell'Europa, se esistesse, e non come protesi degli Stati Uniti e di quel residuato bellico che è la NATO. L'Unione Europea ha battuto un colpo sulle sanzioni alla Russia, le armi all'Ucraina. Troppo tardi, erano ormai partite le bombe. Se tutti restano sulle proprie posizioni, possono accadere 3 cose: la vittoria di Putin, russificazione dell'Ucraina; vittoria dell'Ucraina, sconfitta di Putin che perde il potere e viene sostituito da uno peggio di lui; pareggio, cioè tregua col ritiro dei russi dal resto dell'Ucraina, non dal Donbass. Ucraina che è armata fino ai denti da Stati Uniti ed Europa entra nell'Unione Europea in attesa della NATO, completando l'occupazione dell'Est, gettando le basi per altre guerre ancor più devastanti. Quarta via, scrive Travaglio, richiederebbe una rivoluzione nelle teste degli occidentali, in antitesi con la non politica di questi 30 anni. Un impegno solenne a lasciare neutrale l'Ucraina come la Finlandia. Lasciamo con ciò la prima pagina del Fatto. Uno sguardo lo diamo anche a Domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti, che mette in primo piano la guerra finanziaria, il pezzo di Giovanna Fagionato. Rublo, banche e cereali. Stavolta le sanzioni fanno male anche a Putin. La guerra lampo è quella che l'Occidente tenta sull'economia russa. Il rublo è in caduta libera, la borsa ha chiuso e gli oligarchi iniziano a criticare il capitalismo di Stato. Ma non sono soltanto loro a pagare. Vediamo anche Avvenire, il quotidiano cattolico. La prima pagina è dedicata al massacro, eppure si tratta. Intensificata l'offensiva russa. Qualche spiraglio dopo i primi colloqui. Condizioni di Putin: Ucraina neutrale e rinuncia alla Crimea. Attacchi pesanti sulle città, molti morti. Zelensky, presidente ucraino, vuole entrare subito nell'Unione Europea. Bruxelles risponde sì, ma i tempi sono lunghi. Le sanzioni creano scompiglio a Mosca, scrive Avvenire. Poi l'Italia manderà armi a Kiev, accoglienza per i profughi e si tornerà a bruciare carbone. Poi il rapporto dell'IPCC, l'Istituto per il Clima nelle Nazioni Unite, all'interno delle Nazioni Unite, più di 3,3 miliardi di persone sono minacciate dal clima, dunque potrebbero anche emigrare. Sono i cosiddetti migranti climatici che fuggono dalle condizioni climatiche avverse. Io ho visto Avvenire, adesso diamo un'occhiata anche al Riformista di Piero Sansonetti, che dedica il titolo da San Paolo, Spes contra Spam, alla guerra in Ucraina, e l'altro invece è un focus centrato soprattutto sulle questioni interne, di cui parleremo tra poco. Tra l'altro al DAP vogliamo un aguzzino, è l'assalto di Travaglio e dei leghisti contro la ministra Cartabia. È scattato l'assalto alla ministra della Giustizia Cartabia per impedirle di nominare al vertice del DAP un magistrato di orientamento liberal. Magistratura democratica non è tanto liberal, è la sinistra della magistratura. Comunque, per orientamento liberal si intende fedele alla Costituzione, secondo Sansonetti. L'assalto è guidato da Travaglio e dal suo esercito di 5 Stelle, ma è sostenuto anche dalla Lega. Tra salvinisti e travaglisti è tornata la pace dopo il capitolo nero del Papeete. Vediamo qual è il problema, ci spiega Sansonetti. Il DAP, Dipartimento del Ministero che si occupa delle carceri, delle prigioni. Il capo del DAP ha una funzione importantissima, è lui a dettare le linee della politica penitenziaria. La politica penitenziaria è il termometro della civiltà.
Il dottor Dino Petralia recentemente ha lasciato l'incarico, bisogna rinominare il successore. Cartabia ha scelto un magistrato di Cassazione, si chiama Carlo Renoldi, ha avuto un'esperienza molto importante come giudice di sorveglianza, cioè, a differenza di molti suoi predecessori, arriva al DAP conoscendo i problemi delle carceri. Per di più ha una visione liberale dell'istituzione carcere, un grandissimo rispetto per la Costituzione. Ha sempre detto che le esigenze della sicurezza e il diritto delle persone detenute vanno bilanciati. Questo ha suscitato la rivolta. Travaglini e leghisti sono insorti. Loro pensano che a capo delle carceri debba esserci un Cerbero, perché le carceri sono tutte per soffrire, non per godere diritti, e che la Costituzione è un fogliaccio vecchio scritto in gran parte da carcerati. Così scrive da ex carcerati, così scrive Piero Sansonetti sul Riformista. Poi noi chiederemo lumi a Jacopo Morrone, che sarà con noi alle ore 9 su questo argomento qua. Intanto diamo uno sguardo anche alla prima pagina del Manifesto. Non c'è pace, il titolo del quotidiano comunista. Detto questo, torniamo velocissimamente adesso a dare un'occhiata anche alle pagine interne di Repubblica e della Stampa, ma poi tiriamo fuori alcuni degli articoli principali di oggi. Abbiamo 10 minuti prima del nostro qui Parlamento. Il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, La Repubblica, si occupa, tra le altre cose, di Putin fuori controllo e della possibilità di un golpe interno alla Russia per risolvere la crisi. Il portavoce di Boris Johnson ha detto che le sanzioni mirano a far cadere Putin. Per il Financial Times l'unica via per la pace è l'intervento dell'elite russa, cioè un golpe interno che porti fuori dal potere, che butti giù, insomma, Vladimir Putin. Presto nuovi colloqui di pace, ma l'Europa teme una escalation militare, scrive Repubblica. La questione delle sanzioni l'abbiamo vista, a parte la corsa al bancomat, Mosca resta senza contanti, e poi c'è per l'Italia la questione di rifornirsi di più gas e anche più carbone dall'Algeria per superare la dipendenza da Mosca. E sempre su Repubblica c'è anche un articolo dedicato a Vito Petrocelli, senatore 5 Stelle, amico di Putin, che guida la fronda dei 5 Stelle in aula. Il presidente della Commissione Esteri del Senato, Petrocelli, appunto, e i frequenti incontri con Razov, ambasciatore di Putin in Italia. Tra 10 e 15 parlamentari grillini non voteranno a favore delle forniture militari all'Ucraina, scrive Repubblica. Nel frattempo la propaganda russa riattiva i canali social, anche se Facebook blocca 50 profili. Un'interrogazione del PD sulle chat dei Novax convertite alla controinformazione filorussa. Novax uguale filorussi. L'accordo del 2017 col partito di Putin che imbarazza la Lega, un partenariato paritario e confidenziale siglato e in vigore, cerca di montare un caso su questa questione. Repubblica, qualcuno l'avrà già letto ieri, un partenariato, un accordo politico firmato nel 2017 fra la Lega e il partito di Vladimir Putin. Fuffa, diciamolo subito, poi vedete voi se non vi sembra fuffa, vi leggete tutto il resto. Mentre la guerra, visto che in questi 5 anni, vero, ha prodotto cose straordinarie, questo partenariato fra la Lega e il partito di Putin, Russia Unita, ha prodotto cose sconvolgenti, ne abbiamo viste tutti sotto gli occhi, ce le abbiamo avute per 5 anni sotto gli occhi. Comunque, al di là di questo, lasciamo anche Repubblica e andiamo a vedere brevissimamente le pagine interne della Stampa, dopodiché passiamo agli articoli principali di oggi. La Stampa si occupa dei civili sotto i missili, ed è una tragedia enorme, delle bombe a grappolo a Kharkiv sui quartieri residenziali, così ci ammazzano tutti, i russi colpiscono palazzi e infrastrutture, e a Kiev, la capitale, esce dai bunker, di giorno è caccia al cibo, di notte il terrore dei raid. Dopo il coprifuoco la gente prova a tornare alla normalità, soldati in incognito pattugliano le strade, racconta La Stampa di Torino. Secondo Domenico Quirico, la guerra lampo è fallita, il tempo gioca contro Putin, è la maledizione dei dittatori, o vincono subito o il loro potere si sbriciola. Lo zar, scrive La Stampa, ha provato le sue armi sulla cavia Siria. Ora l'avversario ucraino è molto più tosto, scrive La Stampa, appunto. In Russia i musi lunghi degli oligarchi rivelano le crepe del regime, scrive Anna Zafiesova, e poi
Il tema per l'Italia: come avere una fornitura energetica più sicura, un recovery per l'energia, bond europei, prestiti agevolati ai paesi più esposti al caro bollette, e Bruxelles chiede ai governi: tassate gli extra profitti delle grandi aziende. Ipotesi già caldeggiata in Italia proprio dalla Lega. Lasciamo con questo anche La Stampa di Torino, con i turisti russi spiazzati in Italia, bloccati in albergo senza soldi, carte fuori uso, voli vietati, a Milano è corsa al bancomat, sul Cervino una coppia ucraina invece ospite di un hotel. C'è anche il tema dell'accoglienza alle famiglie, ai cittadini ucraini in fuga. Con ciò lasciamo appunto La Stampa di Torino e andiamo adesso a dare un'occhiata agli articoli tra i principali di oggi. Abbiamo già visto prima l'intervista al vice segretario leghista Fontana sul Corriere della Sera. Il Corriere la riassume così: noi leghisti amici della Russia, dopo un'aggressione così è chiaro che le cose cambiano. Controbatte alla tesi Lega amica della Russia Fontana. Ora diamo il segnale di un paese unito. Ma c'è un passaggio interessante dell'intervista nella quale Fontana dice: qui siamo di fronte a una rinascita dell'interesse nazionale. L'Europa non esiste e invece gli interessi nazionali, pensiamo alla Cina e alla Russia, esistono e come, e all'interno dell'Europa, che non c'è, contano gli stati. Macron conta anche perché è francese, non perché è presidente di turno dell'Unione Europea, e difficilmente si arriverà a un esercito europeo. Dal Giornale vi segnalo invece l'articolo di Gian-Michel Lessin, siamo a pagina 3. Il vero sogno di Putin è dividere il paese, l'Ucraina, sulla linea del Dniepr. Trattativa tutta in salita ma indispensabile. Niente intesa su un cessate il fuoco rapido, scrive Gian-Michel Lessin sul Giornale. La corrispondenza di Fausto Biloslavo, abbiamo sentito e visto ieri qui a Radio Libertà con Francesco Borgonovo da Kiev. I ragazzi di Kiev tra i Kalashnikov e le Molotov in strada, pronti a morire. La strategia è intrappolare i russi in una guerriglia, casa per casa, le vie riempite di copertoni, reti, cassoni dell'immondizia. Aspettiamo il nemico. Non abbiamo paura, dicono i cittadini ormai, perché la resistenza è casa per casa in Ucraina. È sempre Gian-Michel Lessin sul Giornale a intervistare invece Mykola Azarov, l'ultimo premier filorusso dell'Ucraina. Dobbiamo cacciare subito Zelensky. Solo voi lo considerate eroe. Lui voleva l'atomica. Se continuate così, vi porterà alla terza guerra mondiale. Quanto sto vedendo mi fa veramente male, perciò mi appello ai miei concittadini. Chiedo loro di battersi per un'Ucraina veramente indipendente e fuori da ogni blocco. Un'Ucraina neutrale, ma capace di difendere la sovranità nazionale, dice Mykola Azarov, 75 anni, è stato l'ultimo premier dell'Ucraina durante il mandato di Viktor Yanukovych, il presidente filorusso costretto alle dimissioni e alla fuga il 22 febbraio del 14. A 8 anni dal suo addio all'Ucraina, Azarov è ancora fermamente convinto che la crisi del paese e il conflitto del Donbass siano frutto degli errori commessi da Zelensky e dalla classe politica filo-occidentale andata al potere dopo le manifestazioni e gli incidenti di quel 2014. Per anni, sostiene in questa intervista al Giornale, sostiene Azarov, per anni ho invocato l'unità del paese, la pace nel Donbass. Per ottenerle bisognava seguire i nostri interessi nazionali e non i consigli degli Stati Uniti che ci avrebbero portato alla guerra. La guerra l'ha iniziata la Russia, non scherziamo. Questa guerra è il risultato delle politiche condotte dal presidente ucraino Zelensky in questi ultimi 3 anni su richiesta dei suoi alleati americani. In questi anni non ha pensato se non ad ammassare una tremenda forza militare. C'erano 500 carri armati solo al confine col Donbass. Nel frattempo l'economia andava a rotoli. Decine di miliardi di crediti scomparsi, finiti nelle tasche dei suoi alleati. Quando ero primo ministro la nostra economia era al livello della Bulgaria. Oggi l'Ucraina è il paese più povero d'Europa. Ma Putin sta mandando una delegazione per trattare. Trattare con Zelensky, dice Azarov, è inutile, perché è un uomo che non rispetta la parola data. Aveva promesso a Macron e Scholz di attuare i trattati di Minsk, si è rimangiato l'impegno. Cosa può garantire Zelensky? Anche se accettasse di garantire la neutralità del paese, impegnandosi a tenere l'Ucraina fuori dalla NATO, non potrebbe farlo. Ormai quell'impegno è stato inserito nella Costituzione.
Che fare per fermare la guerra? Convincere Zelensky a dimettersi, andarsene, e assieme a lui deve andarsene l'attuale Parlamento, il potere nelle mani di un governo provvisorio, tecnocrati indipendenti, riscrivere la Costituzione e andare a nuove elezioni per un'Ucraina neutrale. La cosa più importante è mettere fine al potere di Zelensky e denazificare il paese. Putin sta trattando con lui, usa tutti i mezzi per fermarlo. L'esercito pronto a combattere ha giurato fedeltà al presidente ucraino Zelensky? Obietta Michalessin. Risponde Mykola Azarov. Per questo il paese va denazificato, va istituito, come dopo la seconda guerra mondiale, un tribunale per giudicare e condannare le fazioni armate estremiste. Ultima questione, pone Michalessin. In Europa e negli Stati Uniti Zelensky è considerato eroe. Anche lui si merita un processo? Risponde l'ex premier ucraino filorusso a Mykola Azarov fino al 2014. Gli unici a considerarlo un eroe siete voi giornalisti occidentali. Vi siete dimenticati che qualche settimana fa ha proposto di tornare a dotare l'Ucraina di armi atomiche? Se continuate a dargli corda, questo eroe vi porterà alla terza guerra mondiale. Sul quotidiano Italia Oggi, invece, vi segnalo, poi ne vediamo altri pezzi, un bel pezzo sulle eroine ucraine combattenti, donne della resistenza, dall'ex attrice hard con le Molotov alla manager col Kalashnikov, un'ex miss sui social col fucile, per dare l'esempio. Tra l'altro proprio qui a Radio Libertà ieri un deputato, Goncharenko, ha estratto il Kalashnikov, intervistato da Antonino Danna. Questo è per i russi, hanno fatto vedere a tutti. Qui in un'intervista alla nostra radio, Tetiana Scripez, racconta Carlo Valentini su Italia Oggi, è un medico, 31enne, laureata in Ucraina, da 3 anni ematologa all'Istituto dei Tumori a Bari. Sta raccogliendo aiuti per i colleghi dell'Istituto Oncologico Ucraino. Ci fermiamo un attimo per il nostro Qui Parlamento. Qui Parlamento. E io do il benvenuto e il buongiorno per il nostro focus in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera a Jacopo Morrone, già sottosegretario alla giustizia nel primo governo Conte, deputato della Lega, esperto di questioni relative appunto al mondo della giustizia e che ha preso posizione ieri su un argomento del quale abbiamo parlato anche nella nostra rassegna stampa. Intanto buongiorno e grazie a Jacopo Morrone. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, abbiamo letto prima in rassegna stampa anche la prima pagina del Riformista che parla di un asse tra Travaglio e i leghisti contro la nomina da parte della ministra Cartabia del nuovo responsabile del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Ci scostiamo con questo naturalmente dai temi che stradominano la rassegna stampa, ma crediamo di fare comunque una cosa utile. Morrone, lei si è posto una domanda che lei dice è obbligatoria, su quali siano i criteri e le motivazioni che hanno portato la ministra Cartabia a scegliere come nuovo capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria il magistrato Carlo Renoldi. E vogliamo capire adesso a questo punto le ragioni delle perplessità della Lega su questa nomina e anche dell'importanza di questo ruolo del capo dell'amministrazione penitenziaria. Sì, ecco, innanzitutto bisogna stabilire che il capo del Dipartimento, quindi il capo del DAP, è colui che dovrebbe provvedere a garantire quello che è l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, quindi diciamo detto in maniera informale il capo della polizia penitenziaria, quindi sicuramente una figura che deve essere calata all'interno dell'istituto penitenziario, cercando di dare supporto a tutti quegli agenti della polizia penitenziaria, donne e uomini che ogni giorno impegnano la propria vita, la vera propria missione a servizio appunto dei detenuti, a servizio degli istituti penitenziari per garantire la sicurezza. Quindi questo è il capo dipartimento e all'interno del Ministero si dice che è un ministero all'interno del Ministero, perché naturalmente gli istituti penitenziari è un mondo parallelo a quello reale. E questa nomina del capo dipartimento innanzitutto negli ultimi anni, ogni anno e mezzo, 2 anni è stato sempre sostituito, quindi vuol dire che non ci sono state mai delle nomine che sono state, come dire, forse ponderate, ragionate, quindi sono continui cambiamenti. Calcoliamo che gli uomini della polizia penitenziaria sono circa 40.000 uomini, quindi un vero e proprio esercito, fra virgolette, che necessita di certezze, necessita di una persona che possa rappresentarli, che possa difendere, che possa capire, comprenderli. Come Lega il sogno nel cassetto insieme a Matteo Salvini sarà quello un giorno di avere un capo DAP, quindi un capo della polizia penitenziaria che provenga dalla polizia penitenziaria.
Oggi questo non è fattibile, oggi è la nomina per la stragrande maggioranza delle volte, penso anche se l'ha fatto tutte le volte, forse è stata un'eccezione, di un magistrato. Bisognerà però andare a cercare un profilo in magistratura, oppure in questo magistrato che va a ricoprire questo ruolo, che abbia determinate caratteristiche. Innanzitutto che sia una guida autorevole, di esperienza gestionale, che abbia già avuto ruoli apicali, perché è un ruolo difficile, un ruolo complesso. Ricordiamo che i istituti penitenziari sono luoghi difficili dove spesso noi non abbiamo le informazioni, perché naturalmente c'è la massima riservatezza all'interno delle quattro mura, però ricordiamo qualche tempo fa, quando sono scoppiate le carceri, quando sono state delle vere e proprie rivolte, quindi sono dei ruoli abbastanza difficili e purtroppo noi manifestiamo e abbiamo evidenziato con le nostre uscite sulla stampa alla ministra Cartabia che innanzitutto non c'è stato un confronto con le forze di governo nel decidere una rosa dei nomi quale poteva essere più rappresentativo, quindi c'è stata una mancata informazione e ci siamo trovati questo nome della sera alla mattina. Secondo, quello che indichiamo non è una persona o un'altra, per carità, il magistrato Renoldi è una persona autorevole, di esperienza, però probabilmente non è la persona più indicata per andare a ricoprire quel ruolo. Quello è un ruolo particolare, è un ruolo naturalmente appunto che richiede persone che siano il più possibile trasversali, che riescano a comprendere e a capire quelle che sono le esigenze sì dei detenuti, ma soprattutto in particolar modo gli agenti della polizia penitenziaria che ogni giorno sono a contatto, lavorano, si sacrificano, impegnano la propria vita e noi a favore della polizia penitenziaria da anni che facciamo battaglie con Matteo Salvini, con i deputati della Lega, col gruppo, per cercare di difendere, di rappresentare, di accendere quei riflettori su quel corpo che è stato sempre considerato di Serie B, ma che noi ci auguriamo di trasformare presto in corpo di Serie A. Quindi con l'obiettivo di arrivare un giorno ad avere un capo DAP che venga dalla polizia penitenziaria, oggi però quello che si chiede è che se deve essere un magistrato, però che ci sia qualcuno che possa aver già ricoperto questi ruoli, perché, ripeto, non sono nomine che si possono fare in maniera così veloce, non ragionata, perché sono nomine difficili, complesse, che rischiano poi di portare a determinate situazioni spiacevoli all'interno del mondo della polizia penitenziaria, all'interno dei studi penitenziari, dove devono convivere appunto persone che hanno sbagliato perché devono rieducarsi, persone che invece impiegano la loro vita per la sicurezza appunto di questi istituti. Morone, dal Movimento 5 Stelle è venuta un'accusa al magistrato Renoldi, quella di essere un magistrato contro il carcere duro per i mafiosi. Anche la responsabile giustizia della Lega, Giulia Bongiorno, ha fatto riferimento alla questione mafia. Ha detto che è essenziale certamente il garantismo nelle indagini e nel processo, ma quando le responsabilità sono accertate con sentenza definitiva occorrono rigore e certezza, in particolare per fatti di mafia. Perciò la Lega manifesta preoccupazione per la scelta della ministra Cartabia. Questo magistrato non garantisce da questo punto di vista? Allora, questo non garantisce, sicuramente è difficile da dire, da riferire. Se si va a verificare il curriculum, sicuramente ci sono alcune sentenze, ci sono alcune prese di posizione che sono quantomeno discutibili da questo punto di vista. Naturalmente questo è quello che è un'opinione personale da parte, una valutazione da parte nostra, quindi non è che ci siano particolari situazioni in cui si possa dichiarare questo. Quindi noi ci saremmo aspettati un profilo diverso. Per questo gruppi anche parlamentari diversi, anche con magari un'ideologia diversa come il Movimento 5 Stelle, la Lega, ma altri gruppi hanno mostrato quelle che sono tante perplessità, per non parlare delle perplessità sorte dai sindacati della polizia penitenziaria, dove ce ne sono ben pochi. Ecco, diciamo che mi ritrovo benissimo nelle parole di Giulia Bongiorno, del capo dipartimento giustizia, della senatrice Bongiorno. Noi siamo assolutamente garantisti quando ci sono le indagini di un processo, ma quando appunto sono accertate le responsabilità, in particolare per i fatti di mafia, quindi sono circa 700 sui 53.000 detenuti, quelli del 41 bis, quindi sono comunque un numero di persone importante, il massimo rigore, perché naturalmente vediamo quello che accade ogni giorno nei istituti penitenziari.
io che ogni giorno ho l'allert e quindi mi arriva ogni tipo di notizia, vedo i cellulari che vengono trovati all'interno dei istituti penitenziari, i pistini, piuttosto la droga che entra, le armi, gli oggetti contundenti, quindi purtroppo i nostri istituti penitenziari devono fare un passo in avanti. Di cosa bisogna sapere, bisogna conoscere? Bisogna che lo Stato sia fermo, lo Stato sia uno Stato il più possibile forte nel combattere le mafie, nel combattere la criminalità organizzata. Questo per evitare che anche all'interno dei istituti penitenziari ci siano mafiosi, personaggi molto pericolosi che possano in un certo modo condizionare o ancora cercare di gestire quello che è il territorio all'esterno di quell'istituto penitenziario, e questo purtroppo non abbiamo la certezza che non avvenga, e quindi quello che ci attendiamo dello Stato è il massimo rigore, la massima disciplina nel rispetto di quelle che sono le sentenze che vengono comminate. Attualmente si parla di sentenza definitiva, quindi noi non siamo giustizialisti come forse è il Movimento 5 Stelle che appena vede un avviso di garanzia mette subito una persona in un angolo, però quando c'è una sentenza definitiva, quando sono accertati i fatti, quando abbiamo la sicurezza matematica, in quel momento lo Stato deve farsi vedere forte, ecco, perché sennò non si combatte la criminalità organizzata. Morrone, prima di salutarci, il tempo non è tanto per questa rubrica, però una cosa gliela voglio porre in tema di norme e di regole. Il Consiglio dei Ministri ha ristabilito ieri fino al 31 dicembre di quest'anno, del 2022, tramite decreto, lo stato di straordinaria necessità e di urgenza, lo stato d'emergenza, insomma, in relazione alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina. Ora, siccome un nostro amico e anche collaboratore di questa radio, Francesco Borgonovo, lancia oggi sulla Verità in prima pagina un allarme, no? Con la scusa dello stato d'eccezione saremo pronti ad approvare di tutto. Lo stato d'emergenza è stato prorogato fino a fine anno per eliminare qualunque critica e magari far passare la riforma del catasto, un'altra stretta sul Green Pass, il MES e la transizione ecologica. Questo rischio è vero o è un rischio esagerato, quello che pone l'amico Borgonovo? Ai tre quesiti io rispondo con no, cioè nel senso noi siamo sicuramente contro il Green Pass, anche perché mi sembra che non sia più necessario, quindi siamo disposti a fare sacrifici dal momento che c'è la necessità, e noi come gruppo della Lega tra l'altro siamo, penso, il gruppo più unito e coeso con la segreteria di Matteo Salvini, e quindi ci siamo sempre comportati in modo coerente e corretto, e quindi però se non c'è necessità penso che siamo i primi a dire che il Green Pass non serve. Cioè, il problema è la necessità è riferita solo all'Ucraina, all'emergenza, o poi diventa il cavallo di Troia per approvare di tutto e di più? Ma io mi auguro che non diventi il cavallo di Troia per approvare tutto di più, e mi auguro che comunque ci sia sempre un governo che rispetti i cittadini e che cerchi di portare in questo momento di difficoltà di farci dimenticare l'emergenza sanitaria, di farci sollevare l'emergenza economica, di far ripartire il paese. Però io mi auguro ci sia confronto in Parlamento. Esautorare il Parlamento, esautorare le forze di governo che sono il governo, significa andare contro la democrazia, quindi dal mio punto di vista non ci deve essere questo problema, e se ci sarà questo problema penso che la Lega sia la prima a fare un passo di lato o comunque a mettersi dalla parte dei cittadini, come abbiamo sempre fatto, anche con scelte impopolari, perché quando siamo entrati il governo sapevamo che era una scelta impopolare in quel momento, ma per responsabilità lo abbiamo fatto, e adesso probabilmente ogni giorno mi accorgo che i cittadini ci ringraziano per quello che abbiamo fatto. Chi invece è rimasto all'esterno in opposizione urlando ma non portando a casa nulla, non portando a casa nessun tipo di contributo, probabilmente nell'immediato ha raccolto qualche voto in più, ma adesso è sicuramente meno credibile, quindi questo è il ragionamento. Saremo secondo me sempre disposti con i numeri che ci permettono, perché abbiamo visto con il Presidente della Repubblica, è ovvio che una Lega compatta non può da sola portare avanti determinate decisioni e scelte. Se i tuoi alleati non sono compatti, uniti e coesi, è ovvio che poi certe battaglie fai fatica a fare. Però la forza della Lega è che siamo compatti e che rispettiamo la parola data agli elettori, quindi non ci sarà nessun tipo di imposizione. Se questo ci sarà e andrà contro i cittadini, penso che la Lega non ne farà mai parte. Allora, io ringrazio Jacopo Morrone, parlamentare della Lega e già sottosegretario alla giustizia. Grazie e buon lavoro. A presto, Morrone. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Ci fermiamo un attimo soltanto e poi ascoltiamo sempre nel nome di Frédéric Chopin, che nasce oggi.
Un altro brano molto bello, lo scherzo numero 1, opera 20 in re minore, suonato dal pianista cinese Yun Di Li. Qui Parlamento. È abbastanza doloroso rinunciare alla bellezza, in questo caso dell'interpretazione di Yun Di Li, pianista cinese, di questo meraviglioso brano tra i tanti di Frédéric Chopin, di cui celebriamo oggi la data di nascita, lo scherzo numero 2, opera 31, che stavamo ascoltando prima. Intanto però do il benvenuto e il buongiorno, come avevo già anticipato prima, a Stefano Graziosi, che voi ben conoscete, che conduce anche per la nostra radio una rubrica di politica estera, la citavo prima, Comeback, che dalla prossima settimana cambia orario come tante trasmissioni in vista del nuovo palinsesto, del quale poi parleremo dettagliatamente. Ci continueremo ad ascoltare Stefano Graziosi il mercoledì dalle 15 alle 16 nel primo pomeriggio, subito dopo Potere al Popolo di Sami Varin. Intanto io ringrazio Stefano, che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Che Buongiorno Giulio, grazie a te per l'invito. Grazie Stefano, ti leggiamo e anche gli nostri ascoltatori e ascoltatrici sempre su Panorama e la Verità, tra le altre cose, esperto di politica estera e anche e soprattutto di politica statunitense, sulla quale hai scritto libri che sono sempre attuali, per la verità, perché sei sempre in grado di cogliere alcuni dei nodi di fondo delle questioni, no? Al di là della cronaca. Oggi Stefano, sulla Verità tu fai un articolo invece più di cronaca, più di focus sul momento, che però non ci impedisce di entrare nelle questioni più strutturali, appunto. Vale a dire di cercare di dare uno sguardo, questo ti chiederei in questa nostra conversazione di stamani, sui principali attori in campo in relazione alla crisi ucraina. Peraltro, in controtendenza rispetto agli stessi protagonisti, ma anche a molti osservatori, tu parli di qualche timido segnale di disgelo all'orizzonte, no? Tanto che la Verità ci fa il titolo su questa questione: in Bielorussia i primi segni di disgelo. Che cosa ti fa essere così cautamente ottimista, partendo dalla cronaca, Stefano? Ma fondamentalmente ieri si sono tenuti questi colloqui tra le due delegazioni, quella ucraina e quella russa, colloqui che si sono tenuti al confine ucraino-bielorusso, e non sono colloqui che almeno per ora sono naufragati, quindi in questo senso si può parlare di un timidissimo e assai cauto segnale di gelo, perché comunque i due capi negoziatori, quello di Mosca e quello di Kiev, ieri, quando i colloqui sono terminati dopo 5-6 ore,
hanno rilasciato delle dichiarazioni in cui hanno detto: abbiamo trovato dei punti di mediazione, adesso dobbiamo formulare le nostre rispettive posizioni e poi ci rivedremo tra qualche giorno. Quindi insomma lo spiraglio teoricamente c'è, perché si temeva che questi colloqui finissero insomma male e naufragassero. Il fatto che si debba tenere, come si dice in gergo, un secondo round fa comunque ritenere che la via diplomatica, per quanto strettissima, si sia aperta. Poi è ovvio, da qua a vedere una conclusione della crisi ce ne passa molto, anche perché poi noi non sappiamo esattamente quali sarebbero questi punti di mediazione che sono stati trovati. Come scrivo nell'articolo stamattina, ieri, prima però che i negoziati si concludessero, un'oretta prima circa, un paio d'ore prima, c'è stata questa telefonata tra Putin e Macron, in cui Putin ha posto delle condizioni, però bisogna capire se le condizioni che ha posto Putin, punto primo, siano condizioni in linea con quello che poi è emerso da questi negoziati che si sono conclusi poco dopo. E poi bisogna mettersi d'accordo su significato dei termini, perché le condizioni che ha posto Putin sono, nella telefonata di Macron di ieri, sono delle condizioni che, se tu prendi il termine, insomma, sono astratte, poi bisogna capire nel concreto cosa significa. Quando mi parli di demilitarizzazione, cosa intendi? Demilitarizzazione totale, parziale. Quando mi parli di status neutrale, cosa intendi? Una neutralità come la Svizzera, quindi una neutralità vera, integrale, o una neutralità finlandese, no? Come ai tempi dell'Unione Sovietica, la cosiddetta finlandizzazione, cioè uno Stato formalmente neutrale ma di fatto inglobato nell'orbita russa. Quindi bisogna poi capire che cosa, cioè è bene che in questi negoziati si mettano d'accordo sul significato dei termini, perché gli accordi di Minsk, che sono ormai naufragati ma non erano mai effettivamente decollati, sono naufragati tra le altre cose proprio perché ciascuna delle parti su uno stesso problema la vedeva lo interpretava in modo diverso, no? Sullo stesso punto dell'accordo. Quindi bisognerebbe evitare che si replichi questo tipo di problema. Tu accenni anche a un altro problema in prospettiva, quello della guerriglia, nella quale Putin potrebbe rimanere impantanato se riuscisse anche a instaurare un governo amico della Russia sostanzialmente, no? Scenario probabile, possibile? Anche allora, perché questo ci riporta all'altro pezzo della tua osservazione di prima, cioè al di là di Macron, chi sono gli interlocutori di Putin? Se fossero soltanto evidentemente le autorità ucraine sarebbero ben poca cosa, quindi chi sono le vere controparti di Putin? Una domanda apparentemente un po' stupida forse. No, non è stupida, nel senso che è ovvio che in questo processo sono coinvolti numerosi attori. Sono coinvolti perché si dice l'Unione Europea, ma l'Unione Europea si dice altrettanto fondatamente non esiste. Insomma, si può anche affermare che l'Unione Europea non esista in quanto tale, che Macron sia più rappresentante della Francia che dell'Unione Europea, magari. Dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti, di cui tu sei appunto studioso ed analista, che posizione hanno? C'è una posizione precisa degli Stati Uniti? E la NATO che ruolo gioca? Insomma, chi sono gli attori in campo? E poi allargo subito il discorso anche alla Cina. La Cina, dal tuo punto di vista, secondo la tua analisi, Stefano, a che cosa sta mirando in questa crisi ucraina? Allora, io credo che la Cina sia molto presente in questo processo diplomatico, anche perché è emerso tra le righe. C'è addirittura chi sostiene che la Cina stia manovrando da dietro il processo diplomatico stesso, quantomeno da parte della Russia. Ricordiamo che la Cina storicamente intrattiene buoni rapporti sia con la Russia che con l'Ucraina. Quindi questo elemento, come dire, le fa avere un peso non indifferente. A livello generale la Cina ha in realtà, da come la vedo io, molto da guadagnare dalla crisi ucraina. C'è chi dice di no, ma io credo abbastanza di sì. Perché dico questo? Per una serie di ragioni. La Cina innanzitutto scommette molto su un indebolimento ulteriore
delle relazioni transatlantiche. Un Occidente diviso è un Occidente più appetibile alla penetrazione politico-economica cinese. Punto secondo, la Cina spera che con questa crisi nell'est Europa sostanzialmente l'attenzione che gli Stati Uniti negli ultimi anni, anche negli ultimi mesi, avevano acceso sull'Indo-Pacifico diminuisca, perché sono costretti a guardare all'Europa, e degli Stati Uniti meno attenti nell'Indo-Pacifico favorisse questa cosa indirettamente una Pechino che al contrario vuole rafforzarsi in quell'area. Punto terzo, c'è il tema, diceva Eisenhower nel 1954, della teoria del domino, e qui dobbiamo stare molto attenti a Taiwan, perché diciamo che non è un caso forse che da quando questa crisi ucraina si è acuita, prima parlo dell'offensiva, io parlo già di gennaio scorso, sì. Sostanzialmente sono riprese le incursioni aeree cinesi nello spazio di difesa aerea di Taiwan, quindi ci sono quelli che dicono, e io sono in buona sostanza tra quelli, dicono attenzione perché la Cina adesso vuole approfittare di quello che sta accadendo per alzare il tiro su Taiwan e magari tentare qualcosa nei prossimi mesi. Quindi la Cina, diciamo, secondo me ha diverse cose da guadagnare. Poi certo non è una situazione in cui quella che stiamo vivendo si può essere, come dire, che per la Cina può essere o tutta bianca o tutta nera, ci sono anche le sfumature, la Cina ha anche da perdere, però credo che in realtà in prospettiva scommetta molto su questa crisi per poter ottenere dei vantaggi, come vi dicevo prima. Mentre per quanto concerne gli Stati Uniti, Stefano, ti chiedo un'analisi delle posizioni, a partire da quella del presidente naturalmente Biden, e della posizione statunitense, ma anche uno sguardo a Trump, che è stato citato in questi giorni per aver elogiato Putin, no? Inizialmente. Negli Stati Uniti qual è la posizione? Quali sono le posizioni sulla questione? Allora, diciamo che nella critica e nella condanna dell'offensiva russa ci sono state posizioni tendenzialmente bipartisan. Sì, magari qualcuno ha avuto delle posizioni, diciamo così, più autonome, ma sostanzialmente sia repubblicani che democratici hanno condannato l'invasione russa. Questo però, diciamo, l'essenza, la natura bipartisan della questione finisce qua, perché poi in realtà i repubblicani già da diversi giorni stanno duramente criticando Biden per come ha gestito la crisi ucraina, e alcune voci critiche su questo fronte si stanno levando anche all'interno del Partito Democratico. È quindi dentro quest'ottica che va ricompresa la posizione di Trump. Trump non è che ha detto Putin ha fatto bene a invadere, Trump ha fatto un discorso, magari possiamo anche essere d'accordo che visto il momento se lo poteva risparmiare, però il senso delle parole di Trump era questo, cioè Putin ha mostrato una intelligenza geopolitica, una furbizia che purtroppo dall'altra parte la Casa Bianca di Biden non è stata in grado di arginare, perché Trump poi anche l'altro giorno a Orlando in Florida ha dato il suo sostegno all'Ucraina, quindi non è che ha preso le difese della Russia, il suo discorso era un discorso di leadership e di strategia. Purtroppo che Joe Biden non sia stato in grado di esercitare adeguatamente la deterrenza, questo è un dato di fatto, perché se avesse esercitato adeguatamente la deterrenza non saremmo a questo punto. Sia chiaro, per quello che mi riguarda, l'attacco russo è una gravissima violazione del diritto internazionale, però proprio perché Biden aveva avvertito tutti quei giorni da dicembre che c'era l'ammassamento di truppe al confine, che l'invasione era altamente probabile, eccetera, davanti a queste posizioni, diciamo a questa diffusione di informazioni, tra l'altro Biden aveva ripetuto di sostenere l'integrità territoriale dell'Ucraina, cosa ha fatto? Nel concreto non ha fatto nulla, cioè si è limitato fino a domenica, non l'ultima domenica ma 2 domeniche fa, a ventilare delle ipotetiche sanzioni ritorsive
alternative senza neanche entrare nel dettaglio di quali sarebbero potute essere. Io ricordo solo questo dato. 2 domeniche fa a Monaco c'era la conferenza della sicurezza di Monaco. Zelensky critica la Casa Bianca e dice: ma insomma, almeno dite che sanzioni avete intenzione di combinare nel caso sia un'invasione. Kamala Harris rispose anche abbastanza piccata dicendo: no, ma la nostra strategia di minacciare sanzioni ritorsive senza entrare nel dettaglio funziona, va bene come deterrente. 24 ore dopo Putin riconosceva le 2 autoproclamate repubbliche del Donbass e pochi giorni dopo, giovedì, invadeva. Quindi il problema è anche questo, l'esercizio della deterrenza è importante per preservare la pace. Se tu la deterrenza non la sai usare, e poi trovi un avversario che se ne approfitta, anche perché Putin, e concludo, non è che ha scelto questa fase casualmente. Putin sta cercando di sfruttare l'onda lunga della crisi afghana. Qual è il vero nemico di Putin, secondo te, guardando sempre da un punto di vista squisitamente analitico le forze in campo? Intendi dal punto di vista internazionale? Dal punto di vista internazionale lui deve stare molto attento alla Cina, il che è un paradosso, può sembrare un paradosso, ma non lo è più di tanto, cioè la Russia e la Cina si sono significativamente avvicinate in questi ultimi anni e soprattutto in questi ultimi mesi. Basta vedere il viaggio di Putin a Pechino all'inizio di febbraio scorso, quasi un mese fa. Però questa crisi ucraina rischia per Putin, anzi si sta già rivelando per Putin come foriera di una crisi politico-diplomatica difficilmente reversibile con l'Occidente. Questo che cosa comporta? Che la Russia debba integrarsi sempre ancora di più con la Cina a livello economico, a livello politico, a livello energetico, e la Cina di questo è felicissima, ma la Russia insomma in prospettiva ha diverse cose da perdere, perché rischia poi di rimanere, scottata dall'abbraccio soffocante con Pechino. Dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti. Trump nei suoi 4 anni, pur mettendo dei paletti, perché ricordo che le sanzioni al gasdotto Nord Stream 2 le ha messe Trump, poi sono state revocate da Biden a maggio, questo per dire che diceva che Trump era un presidente soggetto a Putin e cose di questo genere. Però Trump, pur tra 1000 paletti, aveva cercato di sganciare Mosca da Pechino. Oggi questo tipo di politica, almeno finché questo contesto perdura, sembra senza possibilità. Non è molto probabile che ciò possa avvenire, quantomeno nel breve termine. E poi Putin dal canto suo sta cercando di portare avanti sul fronte internazionale una politica di tipo revisionista, cioè lui sta contestando di fatto l'ordine internazionale emerso dopo la guerra fredda. Altri 2 attori sono la Turchia e l'India, che sono state molto ambigue. La Turchia adesso sembra si stia spostando più verso le ragioni dell'Occidente, perché ha di fatto non chiuso, ma comunque ha limitato il passaggio ieri delle navi russe, delle navi militari russe nel Mar Nero, quindi sembra si stia staccando da Putin, anche se con Erdogan non è mai certo quello che succede, perché è abbastanza avvezza a cambiare posizione dall'oggi al domani. Interessante, l'India si è de facto schierata con la Russia, nel senso che non ha rotto con lei, si è astenuta all'ONU, non ha preso una posizione, perché la Russia in questi ultimi tempi perché l'India in questi ultimi tempi si è molto avvicinata alla Russia, anche perché compra dalla Russia armamenti che utilizza poi come deterrente contro la Cina, e questo però è un problema per gli Stati Uniti, che vedono nell'India un partner nell'Indo-Pacifico. Allora, grazie a Stefano Graziosi per questo focus. Torneremo a risentirti anche al di fuori della tua rubrica nel corso della programmazione giornaliera della nostra radio. Grazie Stefano, buona giornata. Grazie a te, buona giornata, grazie. Tra poco con noi il professor Ugo Volli. Prima ancora ascoltiamo un altro brano di Chopin, il grande valzer brillante opera 18, interpretato da Kocsis Zoltan. Avete ascoltato la rassegna